D'altra parte, Rossi stesso avvicina Barclay a Kant. Sulla base di una presunta, comune, seconda filosofia, si schiera apertamente Rossi dalla parte di Kant e rimprovera a Barclay di non essere un kantiano. Infine, la prova più lampante dell'inserimento a pieno titolo di Barclay nella storia della filosofia moderna è il diverso destino che l'S.S. Percipi ha avuto rispetto al being is being seen, enunciato nella Clavis Universalis del reverendo Arthur Collier, opera pubblicata nel 1713, lo stesso anno dei dialoghi di Barclay, ma di nessun successo. Quest'opera, l'opera di Collier, ha un'esposizione scolastica, un'argomentazione tortuosa, l'idealismo di Collier non salva la realtà del mondo esterno, non si fonda su Dio né sull'ottica, è contrario al senso comune e ha un intento apologetico limitato alla confutazione del dogma della transubstanziazione. Fu subito dimenticato anche dai contemporanei. Ho fin qui tracciato il profilo, mi avvio alla conclusione, ho fin qui tracciato il profilo di Mario Maglio Rossi come storiografo. Ho collocato la sua attività sullo sfondo della relativa fortuna di cui ha goduto in Italia nel periodo fra le due guerre, solo in quel periodo, la storiografia berkeleyana, che era incentrata sul problema della continuità tra la prima e la seconda filosofia di Barclay. Ho rilevato il pressoché totale disinteresse, dalla metà degli anni 50 alla metà degli anni 90, periodo durante il quale non si annoverano in Italia contributi di rilievo alla storiografia berkeleyana. Ho quindi analizzato l'interpretazione offerta da Mario Maglio Rossi della filosofia di Barclay sulla falsariga delle critiche rivolte ad essa. Adesso non ho tempo di analizzare in dettaglio la storiografia berkeleyana degli ultimi 50 anni, eminentemente anglosassone e analitica. Mi limito però a rilevare che c'è stata una netta divisione fra gli storici e gli analitici. I primi, sulla scia di Arthur Aston Hughes e Thomas Jesson, hanno assunto il punto di vista dei contemporanei di Barclay, accettandone le presunte contraddizioni e cercando di comprenderle con strumenti storico-filologici. Hanno esplorato la biografia e persino l'iconografia berkeleyana, rispettando la complessità di una figura come quella del vescovo anglicano, apologista, filosofo e uomo di scienza. L'esempio più importante è la biografia di David Behrman, irlandese allievo di Lewis, significativamente intitolata, già il titolo è chiaro, George Barclay, Idealism and the Man, pubblicata nel 1994. Basata su un approccio, lo definisce così lui stesso, Behrman, psicologico, esperienziale e osservativo, contrapposto all'approccio, da lui stesso definito, concettuale, analitico, argomentativo o anatomico, tipico della svolta analitica. Gli analisti anglosassoni, infatti, a partire dagli anni 70 del secolo scorso, si sono sempre posti dal punto di vista dei nostri contemporanei, cercando di stabilire, sulla base di ricostruzioni razionali, così le chiamano, se ciò che Barclay dice è vero, coerente o comunque difendibile dal nostro punto di vista. È così nata e si è via via sviluppata una vera e propria scolastica berkeleyana, caratterizzata da un'incessante discussione degli scholars tra di loro più che con le opere di Barclay. Tanti nomi, da David Armstrong a partire dal 1960, Bennett, Pitcher, Tipton, Grayling, eccetera. Interpretazioni di questo genere hanno finito spesso per assomigliare a frettolose esecuzioni dopo processi sommari, condotti però in assenza degli imputati. Anche considerando la storiografia berkeleyana posteriore a Mario Maglio Rossi, egli appare in una posizione del tutto peculiare. Infatti, assume contemporaneamente entrambi i punti di vista, quello storico e quello, diciamo, anatomico e analitico. Da un lato, nessuno che abbia preso in mano i 3 volumi dedicati a Herbert of Cherbury o i 4 finora pubblicati della storia d'Inghilterra può dubitare delle competenze del Rossi storiografo. Dall'altro lato, egli non rinuncia mai al giudizio, negativo quasi sempre, tranchant, sulla verità e sulla coerenza del pensiero di quei filosofi dei quali di volta in volta si occupa. Nell'ultima opera con ambizioni teoretiche da lui pubblicata, A Plea for Man, Rossi riassume esemplarmente lo scopo di tutta la sua ricerca storiografica. Cito: la biografia potrà forse darci almeno un'affidabile consapevolezza della nostra libertà. È uno scopo etico, è uno scopo anche nobile. Kantiano, pragmatista e cristiano,
attratto nello stesso tempo e per le medesime ragioni e per tutta la sua vita dall'empirismo e dalla magia, Mario Magliorossi si conferma una figura contraddittoria fino ad essere disturbante, ma sicuramente non ha meritato quell'oblio al quale l'Accademia l'ha ingiustamente condannato, sia in vita sia post mortem. Vi ringrazio e mi scuso se ho sforato. Grazie. Posso, Ringrazio Silvia Parigi per questa intensa e molto rigorosa relazione che ha toccato, direi, tutti i punti nevralgici della questione Rossi-Barclay. E ha corrisposto in fondo a quello che io auspicavo all'inizio di questa giornata, dicendo dobbiamo trarre un bilancio a distanza di anni e con il doveroso senso critico, riconoscendo i meriti e anche prendendo appunto le distanze. Due cose mi hanno particolarmente interessate da un lato, e poi lascio la parola al pubblico se ci sono delle domande. Da un lato, da dove nasce l'interesse da dove nasce l'interesse di Rossi per Barclay, hai detto Papini, ci aggiungiamo anche Gentile, tu stessa poi hai detto appunto, è questa combinazione Papini-Gentile e da qui nasce quell'interesse. E l'altro punto sostanziale, almeno che mi riguarda, è la questione della biografia, cioè tutte le opere di Rossi sono delle biografie e tutte sono non soltanto quella su Swift che lui stesso dice è un'applicazione delle mie teorie, ma anche questa, la biografia di Barclay, i 3 volumi su Herbert, lo stesso libro su Bacone che parla a lungo della personalità, delle venture e sventure del baccone politico, proprio sulla base di quella intersezione, ecco, un metodo storiografico, l'hai detto bene, intersezione fra psicologia e storia della filosofia. D'altra parte lui è sempre un filosofo, cioè non smette mai di essere un filosofo che deve discutere con dei filosofi e non fa passare mai senza dire no, non sono d'accordo, tu ti contraddici, ti sei dimenticato quello che hai detto, è così. Le note Marciano lo sa benissimo, le note che lui ha fatto all'edizione di Barclay sono di questo tipo. Solo un appunto sulla questione della biografia di Barclay. La biografia di Barclay fu incominciata da Hone, che a un certo punto poi si trovò in difficoltà. Disse: io non sono un filosofo, io sono un letterato. A chi chiedere di scrivere i capitoli propriamente filosofici? Avendo conosciuto l'edizione del Commonplace Book, allora si rivolse a Rossi, e quindi in quel libro, in quella biografia, è abbastanza netta la divisione dei compiti. La parte biografica di Hone, i capitoli di discussione filosofica sono di Rossi, e sono quelli che a Beckett piacquero particolarmente di più. Viceversa, ecco, non aggiungo altro, è molto più difficile, non credo sia possibile stabilire con certezza nella biografia di Swift che cosa è stato scritto dall'uno, che cosa è stato scritto dall'altro. Però in quella di Berkeley è abbastanza, è documentato, ecco, questa divisione del lavoro. Ci sono delle domande da parte, a partire da Bruno Marciano, anche altri ascoltatori, alla questa... Grazie. Beh, concordo pienamente con tutto quello che è stato detto da Silvia Parigi. Ci sono una marea di spunti che meritano di essere approfonditi. Uno in particolare, secondo me, tra questi filosofi borderline che diventano un po' l'oggetto di studio di Rossi, a un certo punto nell'introduzione agli appunti dice una cosa molto particolare, Rossi: crediamo che senza Hobbes Berkeley non possa essere spiegato. Non è un'affermazione così comune. Pensare cioè di ricondurre nella testa di Rossi l'immaterialismo berkeleyano a partire dal materialismo di Hobbes. Quindi anche questa è una voce fuori dal coro, cioè di solito gli studiosi di Berkeley tendono a non paragonare ovviamente Hobbes
a Berkeley, e Rossi lo fa con quella sua naturalezza che gli è propria. E, probabilmente perché una delle più grandi eredità che Berkeley ha da Hobbes è proprio questo concetto del dinamismo della conoscenza, del continuo movimento, che in Hobbes è molto forte. L'anima conosce nel momento in cui c'è movimento, si mette in moto, e da qui poi quel soggetto percipiente che è atto puro. Con quell'atto puro poi si fermano un po' però i paragoni tra Gentile e, come lei ha giustamente notato, tra Gentile e Berkeley. E un'altra cosa che ho molto apprezzato è proprio questo aspetto di un Rossi che chiede a Berkeley forse ciò che Berkeley non può dare, gli chiede di essere un kantiano prima di Kant, sì. Lo accusa di non avere un concetto forte, che diremmo di sintesi del molteplice esperienziale, pensando a Kant, e poi addirittura va oltre quando da un certo punto di vista lo accusa di non essere Husserl, di non avere una teoria dell'intenzionalità nella conoscenza. E io mi limito a dire questo, non è nessuna domanda, però ho tratto tutti questi spunti così interessanti da questa ottima ricostruzione, e complimenti. Grazie, io posso no, grazie molte per tutti questi, come dire, utilissimi commenti che sono stati fatti. Allora, su Hobbes, io credo che davvero non ci sia nessun tipo di legame tra Berkeley e Hobbes. Berkeley non lo cita mai, almeno che io mi ricordi, non lo cita mai. E non è molto strano che non lo citi, anche perché Hobbes aveva fama di eretico assoluto e Berkeley, al contrario, è un apologista, dedica tutta la sua vita, fin dalla prima giovinezza, perché Berkeley il suo progetto apologetico c'era chiarissimo già nei Philosophical Commentaries a 20 anni. Quindi voglio dire, non è strano che non citi Hobbes. Perché allora Mario Magliorossi dice, cioè vede questo legame? Sempre ancora una volta per lo spirito di contraddizione, perché Rossi dice sempre che una teoria, come dire, ha successo in base a quanto viene criticata da quelli che la pensano all'opposto, e lo scrive, e dice anche che se la prima filosofia di Berkeley ha avuto successo è stato perché è stata criticata violentemente dai francesi e dagli scozzesi, quindi probabilmente Hobbes è materialista, Berkeley è immaterialista, e dunque, come dire, Berkeley si contrappone a Hobbes, ma è una lettura che non trova, secondo me, nessuna verosimiglianza storiografica e documentale. Quanto a Gentile, sì, Gentile scrive nella teoria generale dello spirito come atto puro, lui dice: Berkeley è stato l'iniziatore della dottrina dell'idealità del reale, ma c'è un problema, ci ha messo Dio, perché altrimenti il mondo esterno non esiste. Quindi, come dire, è stato imperfetto in questo. E la stessa cosa scrive Croce. Croce lo scrive più o meno, scrive la stessa cosa nelle conversazioni critiche, quasi il concetto è sempre quello. Quindi voglio dire, sicuramente c'è questo interesse, però è molto, come dire, labile da quello che vedo. Naturalmente io non sono una studiosa di Gentile, assolutamente, ma non mi pare ci sia stato poi una ripresa in questo senso. Però è quello il punto di partenza, uno che dice no, appunto l'esse est percipi. Poi c'è Dio e gli spiriti sono ingombranti da quel punto di vista, soprattutto lo spirito divino che garantisce l'oggettività del reale e la continuità. Sì. La ringrazio per questa bellissima esposizione. Volevo ringraziarla anche perché ha evocato un interesse che c'era nel periodo del XX, anche prima, per la filosofia inglese. Ha citato un filosofo che secondo me sarebbe da indagare se avesse relazioni. Io credo che le avesse, Adolfo Levi. Sì. Ecco, Levi fu importantissimo perché scrisse su Hobbes, scrisse appunto nel 22 su Bacon. Il lavoro, scrisse su Bacon, quindi io sono sicuro. Poi, come si sa, Levi venne allontanato con le leggi razziali. Sì. Poi fu una delle riscoperte delle sue opere. Dopo la morte di Levi fu il giovane Giovanni Reale che lo riscoprì. Quindi c'è tutta una costellazione in realtà anti o para gentiliana, anti o para crociana,
no? Che è da tenere presente Sì. tra le due guerre in Sì. Italia. Certo, erano minoritari sicuramente, però Levi è una personalità notevolissima di storico della filosofia, un uomo Sì. di grande profondità. Il suo saggio su Berkeley è del 22, quindi antecedente all'interno. Sì. Bisognerebbe vedere se alla Panizzi, nel mare magnum di queste carte, c'è anche una corrispondenza tra Levi e Rossi, che io credo ci sia, oppure credo che le carte di Levi stiano a Pavia, comunque ci sono, adesso non lo so, io non sono uno storico della storiografia filosofica, quindi non sono uno storico generale, insomma, però è molto interessante quello che ha detto, ecco, sul punto di citare. Sì, sì, grazie mille, sì, grazie per sicuramente. È da indagare. Grazie, grazie a voi. Posso dire una piccola cosa? Ah, c'è una domanda. Ah, Forse. Sì, sì. Ringrazio la professoressa che mi ha fatto venire voglia. Sono Laura Orsi. Sì. Eccola. Di Orsi, sì. Di leggere il Berkeley di Rossi, insomma tutte queste relazioni devo dire mi stanno stimolando in questa direzione. Volevo dire, perché ho insomma certi passi delle memorie di un estraneo stampate un po' a memoria, avendoli trascritte e tutto, che quando Rossi, professoressa, dice nelle memorie di un estraneo che gli outsider, gli estranei hanno creato nuove forme spirituali e la grande poesia, lo dice attribuendolo a libri come La Nausée e come The Outsider, che secondo lui fanno male, perché lui dice quante persone sono state, leggo, questo elenco di fatti esterni che provano che certi grandi erano paria o estranei, non tien conto di quelli che furono grandi pur vivendo con gli altri e ci guadagnarono onori e stima senza subire la distorsione psicologica che la condizione di escluso genera nell'animo dell'estraneo. Quindi Rossi non si dà per niente del grande poeta e del soddisfatto della sua estraneità, anzi con dolore dice è sbagliato fare come far Sartre, come fanno altri, appunto consolarsi dicendo che i ribelli sono stati grandi, perché lui dice quanti grandi ci sono stati che non sono stati ribelli, quindi in questo Rossi a dire la verità si fa piccolo, ecco, questo mi ricordo che mi era rimasto molto impresso quando trascrivevo, quando poi mettevo in ordine insomma le sue carte, perché queste sono memorie secondo me molto struggenti, in cui Rossi sì, non dice tutto anche perché le prime memorie lo racconta e non vedo perché dovremmo dubitarne, vanno distrutte sotto una bomba inglese, e qui c'è quella stessa amarezza di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il suo palazzo palermitano distrutto da una bomba alleata nel 43 invece che nel 44 le memorie di Rossi. Quindi la prima redazione è distrutta e lui dice per fortuna, perché così il rancore, e lì ecco forse manca Gentile, i rancori che avevo accumulato negli anni del fascismo eccetera si sono un po' ecco temperati. Ecco, volevo dire questo e la ringrazio. Posso replicare brevemente? Forse ho sentito male io prima, No. perché ho un po' l'audio che, ecco, allora, sì, che la che categoria di estraneo, di estraneità sia importante nel pensiero di Rossi, mi pare indubitabile, visto che assolutamente, ma con dolore finisce lui stesso, scrive tante volte. Poi sicuramente ci sono gli estranei veri, quelli che ci si sentono e lo sono, e nessuno è contento di essere un estraneo, quindi sicuramente c'è un atteggiamento, un vissuto doloroso a questa. E gli estranei finti o fasulli. Sartre sicuramente è un estraneo finto, cioè non direi mai di Sartre che era un estraneo. Non lo so, insomma, questo è il mio punto di vista, però voglio dire, quelli che erano veri sicuramente non sono mai stati contenti, insomma, di essere. Sì, ecco, e non lo è stato neanche Rossi, ecco, mi scuso, forse io non ho sentito bene un pezzettino, ecco, ma non lo dice. Come dire, abbiamo delle evidenze infinite su questo, sì. Va bene, grazie mille. Allora grazie a lei. Grazie anche per questo intervento di Laura Orsi, che darei allora Gabriella Bertolucci del 47, che era un pubblico, è stato invocato più volte presso Sassoni che sono monumentali, ma non solo. Un autore cui negli anni più recenti troppo invitati si è parlato in particolare da Gabriella Bertolucci,
Avete sentito finora, sì, Gabriella Bertolucci è stata, dopo Mario Rossi, la studiosa che più in Italia si è occupata di Herbert of Cherbury in una serie di volumi, e anche curando nel 2017, quindi pochi anni fa, la traduzione italiana della Religio Laici. Quindi le lascerei la parola. Allora, innanzitutto voglio ringraziare per l'invito che mi è stato fatto dalla, scusate la voce, sono un po' rauca, dall'Accademia, in particolare dal professor Sertoli. Lo ringrazio per questa presentazione. E io mi sono occupata del pensiero religioso di Herbert di Cherbury, quindi non di altri aspetti, perché questo personaggio era poliedrico, non era un dilettante, ma anche perché aveva un'idea pansopica della cultura, quindi le sue fonti erano Athanasius Kircher, Giulio Pace, Gesualdo, eccetera, tutti personaggi poco conosciuti, ma che portavano avanti un progetto universalistico, quello che ha Herbert di Cherbury da un punto di vista religioso. Ecco, io diciamo che Mario Mallerossi l'ho incontrato, tra virgolette, le sue opere al tempo dell'università, perché io mi sono laureata con una tesi appunto sul filosofo inglese Herbert di Cherbury, e all'epoca non esisteva gran bibliografia, anche perché era difficile reperire testi da altre parti. E io avevo in mano appunto i 3 volumi della vita di Mario Mallerossi, più alle fonti del deismo e del materialismo moderno, e però avevo anche i testi latini, perché io, questo va detto, finora avete parlato solo di autori inglesi che scrivevano in inglese. Herbert di Cherbury scriveva in latino, va detto perché qualcuno magari non lo sa, quindi scriveva opere in latino. E appunto durante questo incontro con i testi di Rossi è stata per me una miniera, perché io non ero al corrente di niente, quindi da un punto di vista documentario si è dato da fare tra Galles, dove c'era il castello di Herbert di Cherbury, che però non era gallese ma era inglese, e Londra, dove poi morì appunto nel 1648, e Mario Mallerossi ha avuto anche facilità ad accedere a biblioteche, archivi, al castello Powys, che erano gli eredi poi della famiglia Herbert, e quindi catalogava le opere, le segnalava con sigle varie, però a volte anche adottando solo la sua personale constatazione visiva della calligrafia. Quindi non è che avesse dei metodi tanto, diciamo, scientifici, no? Comunque ha fatto un lavoro eccellente di ricerca, di dati, ha fornito materiale su questo filosofo, cioè praticamente c'era poco, cioè si sapeva poco anche dei testi che aveva scritto, le poesie, ora stanno venendo fuori altre cose, era addirittura autore di Musk, nel 17 hanno scoperto che appunto aveva scritto anche un Musk. Comunque io però già da allora, avendo davanti i testi latini originali di Herbert di Cherbury, trovavo appunto delle cose che non mi tornavano nelle sue affermazioni, soprattutto per quanto riguardava le fonti del pensiero religioso del filosofo. E per questo io ho intitolato questa relazione Spaccio delle fonti esoteriche, però non si tratta solo di fonti esoteriche, sono anche fonti neoplatoniche, ci sono anche fonti sociniane che Rossi ha taciuto, anche fonti di pensatori, liberi pensatori importanti, ben conosciuti, che Rossi non ha trattato. Però io mi sono soffermata soprattutto su quelle esoteriche, perché in realtà nei miei studi, io sono stata allieva di Garena, appunto di Vasoli, e ho studiato, quando ho iniziato la tesi su Herbert di Cherbury, avevo dietro di me tutto lo studio a parte Hobbes, Spinoza, ma tutta la filosofia di Platone fatta con Garena, quindi tutti i dialoghi platonici, l'ermetismo, che all'Università di Firenze veniva proprio studiato affiancandosi alla scuola di Yeats in Inghilterra. Quindi io all'epoca appunto vedevo che c'erano delle affermazioni perentorie di Rossi che non mi quadravano con i contenuti di Herbert, e soprattutto il fatto che Rossi, queste fonti esoteriche che hanno un valore fondante nel pensiero del filosofo, perché Herbert lo dice chiaramente nella prima delle sue nozioni comuni religiose del De Veritate: Dio non ha nome,
contiene tutti i nomi. Questo è un tema dell'asclepios ermetico. Cioè io Herbert di Cherbury l'ho collegata alla tradizione esoterica, ma non solo a quella, anche alla tradizione dei libertini. Quindi c'è una pars construens che è quella appunto che si ispirava all'Accademia Platonica Ficiniana di Firenze, che aveva rivalutato l'ermetismo, la Cabala, eccetera, più una parte destruens che è quella dei libertini, con la quale Herbert attaccava le religioni tradizionali. Quindi c'è un po' questo doppio filone, lasciando da parte il libertinismo, che probabilmente Rossi non conosceva, perché il libro del Pintard, di René Pintard, Le libertinage érudits, è uscito solo nel 1943, poi all'epoca c'era la guerra, quindi evidentemente non credo che Rossi abbia trovato il modo di leggerlo, perché se no avrebbe capito che la stranezza che rivela, una delle tante che rileva in Herbert di Cherbury, cioè di aver fatto diffondere il suo testo De Veritate da Elia Diodati. Diodati è un nome celebre in Svizzera, perché è la famiglia di Calvini, di seguaci di Calvino. Dice, ma è strano che Herbert di Cherbury ha fatto diffondere questo testo da Elia Diodati, che è un membro di una repubblica calvinista. Elia Diodati era un membro della Tetrad, la società dei libertini eruditi che Herbert conobbe in Francia, e tutte anche queste fonti esoteriche di Herbert traggono, secondo me, spunto soprattutto da autori francesi, che Rossi invece non cita minimamente. E quindi io ho parlato, perché ho detto spaccio? Perché io credo, sono arrivata all'epoca della tesi, vedevo dei particolari. Nell'arco del tempo, avendo in mano i cataloghi delle opere di Herbert, c'è un catalogo particolare di Fordyce Knox del 1937, e Rossi citava da lì, però metteva tante cose che io dopo te ho ritrovato, tanti autori anche importanti per questo filone esoterico di Herbert. E quindi io nel tempo sono arrivata alla consapevolezza, cioè perlomeno è una mia convinzione, che Rossi l'abbia spacciate deliberatamente. Ma perché questo? Io ho parlato di spaccio perché mi rifaccio al titolo Spaccio dei maghi. Spaccio dei maghi è un'opera che Rossi, si è già sentito dire stamani, Rossi scrisse nel 1929, dove praticamente per fare riaversi, cioè riabilitarsi dal suo passato esoterico, perché Rossi aveva aderito all'esoterismo fiorentino dei primi anni '20, aveva scritto soprattutto sulla rivista, non è stato detto da nessuno, sulla rivista Athanor, e Athanor non è solo il nome della rivista e la casa editrice, ma è anche il vaso dell'alchimista. Quindi tanto per connotare in che ambiente si trovava. Rossi ci pubblicava degli articoli, uno su Cristo, sull'Aristia di Cristo, ho visto anche. Quindi lui nel 29, per rinnegare questo suo passato esoterico, scrisse Lo Spaccio dei maghi. Secondo me il titolo è stato preso dal titolo dell'opera di Giordano Bruno, Spaccio della bestia trionfante. Come il nonano Bruno spacciava, cioè allontanava, eliminava i vizi, così Rossi allontanava i maghi. Spaccio inteso in questo senso, perché spaccio è una parola che ha vari significati, in questo caso vuol dire proprio allontanare. Quindi lui allontanava, ma non che allontanasse questi personaggi, perché poi ci manteneva ancora dei rapporti. Reghini era suo amico, Arturo Reghini, e allontanava quelle forme di trasmutazione della coscienza, di elevazione interiore, di perfezionamento dell'essere umano, che sono temi esoterici e massonici, perché qui si parla di prima massoneria, no? Personaggi come Guénon, Evola, Kremez, appunto Reghini, che si rifacevano a tutte queste tesi, alla Cabala, all'alchimia, al pitagorismo, agli inni orfici, ai carmi di Pitagora, eccetera. Quindi tutte queste tradizioni, e soprattutto all'alchimia intesa come trasformazione interiore, ascesa interiore ad un piano diverso della coscienza. E questi temi sono presenti in Herbert di Cherbury. A ben leggere le sue opere, e non solo, come ha detto Rossi, le poesie, ma anche nel De Veritate, che è l'opera che Rossi ha analizzato di più, noi troviamo questi argomenti, troviamo addirittura dei punti in cui Herbert sembra riprendere addirittura Erocle, i versi aurei di Pitagora, dove dice: fai questo, liberati dal corpo, lettore, salirai in patria agile, puro divino. Sono i contenuti dei versi di Erocle, ma altri punti. Poi vabbè, io addirittura ho dimostrato nel mio
penultimo libro, quello Religio Laici, dove ho analizzato i vari deismi che c'erano all'epoca, ho fatto vedere che addirittura c'è un punto del De Veritate dove Herbert riprende le nozioni di fede, speranza, amore da Agrippa, non le prendeva questi sono temi di San Paolo, però erano stati mediati attraverso Ficino, erano stati mediati anche da Agrippa e Herbert li prendeva da Agrippa, di cui possedeva l'opera, e poi lì il testo lo fa vedere chiaramente che parafrasava questi punti. E invece Rossi queste cose, lui conosceva bene Reghini 3 anni prima dello spaccio aveva tradotto l'opera di Cornelio Agrippa di Netzsche, il mago cinquecentesco, che univa appunto platonismo e esoterismo. Quindi Rossi, c'è tutta questa stranezza, no, nell'affrontare queste fonti esoteriche di Herbert di Cherbury. Però io l'ho estesa ora non solo alle fonti esoteriche, ma siccome le fonti esoteriche sono alla base dei contenuti, soprattutto ai contenuti delle opere che Rossi ritenne le opere in cui Herbert passa al deismo. Quindi, ecco, allora Rossi ha dedicato a Herbert di Cherbury un impegno continuativo. La prima pubblicazione è stata l'articolo le origini del deismo e le colpe dell'apologetica del 1940, in cui già si intravede il senso, la direzione in cui andrà Rossi nel analizzare il pensiero di Herbert, e che anticipa il titolo dell'opera del 42, dove mette insieme stranamente Hobbes e Herbert, perché Herbert non è un materialista. Io faccio tutta una questione, io la lascio perdere, forse la scriverò nella relazione. Non si sa se questo de corpore, questi principi, questa traduzione che Herbert di Cherbury avrebbe fatto secondo Rossi del de corpore di Hobbes della prima lezione, se sia veramente stata fatta da Herbert, anche perché Rossi prendeva le carte di Herbert, ma nel tempo è venuto fuori che non c'erano carte di Herbert, in quanto c'erano 2 linee di 2 famiglie ben distinte Herbert. Il fratello si era impossessato dei manoscritti di Herbert di Cherbury. Non si sa poi se c'era dietro la massoneria, se c'era dietro il discorso della religione. Comunque, poi tutte queste carte, da ultimo, quando si era estinta la dinastia di Herbert di Cherbury, proprio lui, il barone, era passato, praticamente la baronia era passata al ramo cadetto. Ecco che le carte erano tutte tornate insieme, quindi non si può dire che fossero di Herbert veramente queste carte, no? Comunque, Rossi citava queste, citava da queste, assegnava codici, eccetera, no? Quindi queste fonti esoteriche di Herbert, già, allora, no, stavo dicendo alle fonti del deismo e del materialismo moderno. Dopodiché Rossi scrisse appunto la vita, le opere e i tempi di Edoardo Herbert di Cherbury, però io ho trovato anche un articolo del 1962 in una rivista scozzese, dove lui, Rossi, si contraddice, perché mentre nella vita aveva detto che il Religio Laici, cioè il manoscritto inglese di Herbert di Cherbury, secondo me non è, io credo di averlo dimostrato, però io lavoro solo sui testi, non vado a ricercare, anche perché qui c'è tutto un mistero su questa famiglia Herbert, su quello che è successo, eccetera, il castello bruciato, i libri dispersi, eccetera, eccetera. Comunque, sulla base testuale, siccome conosco bene le opere latine di Herbert, le sono tradotte, l'ho tradotte anche, l'ho pubblicata la traduzione del Di Religione Laici, Rossi, mentre nella vita aveva detto, per me, proprio perentorio, per me si tratta di un'opera di Charles Blount, e l'aveva classificata con il numero di un manoscritto. Ora qui non lo sto a ricordare perché io più ho scritto tanto, ma come vedete non è che segua poi quello che ho detto qua. Viceversa, in questo articolo del 62 Rossi tratta l'opera come se fosse di Herbert, senza dire perché prima aveva detto che non era di lui, era di Blount. Quindi insomma, poi nell'arco degli anni si contraddiceva, come qualcuno ha detto anche stamani, mi pare, no? È stato detto anche stamani. Comunque questo impegno è stato continuativo. Quando Rossi scrive quando Rossi inizia a scrivere la vita e le opere ai tempi di Edoardo Herbert di Cherbury, la figura del filosofo era già stata presa in esame da altri scrittori, nel senso che Rossi non è che è il primo a scrivere opere su Herbert di Cherbury, c'era stato il conte Charles de Rémusat nell'Ottocento,
che aveva preso le distanze da quella che era la tesi comune degli apologisti del Settecento, vale a dire gli apologisti del Settecento collegavano Herbert al deismo, dicevano Herbert di Cherbourg è il padre del deismo, invece questo Charles de Lemusat aveva detto ma no, non è vero, in luce è una teoria razionale naturale, non c'è nessun deismo, va valutato, è una libertà, insomma aveva rivalutato questa opera, chiaramente siamo nell'Ottocento, quindi aveva anche pochi strumenti in mano. Poi c'era stata la traduzione di Carré del 1944, quindi siamo vicini, scusate, del 1937, la traduzione del De Veritate, dove nell'introduzione negava che Herbert fosse un deista. Tanto più c'era stato l'articolo di Garen, Eugenio Garen, I moralisti, nel saggio Gli illuministi inglesi, I moralisti, dove Garen dice che Herbert rappresentava l'inno umanistico, Garen è gentiliano, quindi c'era un po' questo discorso, l'inno umanistico all'uomo. Però soprattutto Charles Liddell dell'Università di Chicago, sia in un articolo del 35, quindi siamo nel 35, molto prima che Rossi cominciò a scrivere, sia nella recensione alla traduzione del De religione laici, la prima traduzione in assoluto in inglese fatta da Harold Hutchison, lui dice Herbert non è un deista, è un combattivo umanista. Attenzione, tenete presente questa tesi, è combattivo, umanista, è uno che combatte, una persona che lotta, come l'ho visto io. Invece Rossi farà di questo trattato proprio stroncherà questa figura del laicus viator di Herbert di Cherbourg, dirà che Herbert qui si lascia trascinare dall'anticlericalismo, che non prende nessuna decisione. Vabbè, insomma, questo per dire che prima di lui avevano già preso le distanze da questa categoria di deismo, che era una categoria apologetica. Rossi invece torna a rispolverarla, perché lui dice, io chiamerò, però gli dà una connotazione particolare, perché dice io chiamo deismo un teismo che neghi il valore religioso della rivelazione. Lo dice La vita, le opere, i tempi di Herbert di Cherbourg. Però quello che sostiene comincia a creare già quello che è la sua prassi nei confronti di Herbert di Cherbourg, cioè di creare dei dualismi, delle dicotomie. Allora lui dice nel De Veritate non c'è la religione, c'è la religione naturale e non siamo ancora arrivati al deismo perché Herbert non esclude la rivelazione. Mentre invece nelle altre opere successive, quindi il Tractatus de religione laici, l'Appendix Sacerdotes de religione laici e il De religione gentilum, che è un'opera che Rossi ha analizzato poco, si passa a questo deismo. Il deismo è inteso da Rossi come in modo confessionale, perché è rapportato alla presenza o meno della rivelazione. Allora, secondo me, Rossi si metteva un po' in una via mediana tra gli apologisti da un lato e questi che avevano rivalutato Herbert di Cherbourg come non deista, no? E creava questo. In questo modo però introduceva, penso, a mio parere, anche in qualche modo una svalutazione, perché se te parti da un'ottica apologetica e dice che nelle opere successive c'è questo deismo che viene un po' demonizzato, mentre nel De Veritate non c'è, crei l'opera giusta e l'opera sbagliata. Quindi questo però partiva anche dal presupposto che Rossi diceva che il De Veritate era un'opera monolitica. Da subito dice che il De Veritate è compiuto fin dalle prime redazioni, dai primi manoscritti, che Herbert dopo non ha aggiunto niente di nuovo. E non è vero, perché nel 1645, in piena rivoluzione puritana, Herbert di Cherbourg imise delle aggiunte al De Veritate che non solo lo collegavano ai testi che Rossi definisce deistici, ma soprattutto lo collegavano alle vicende dell'epoca in cui si collocavano, cioè la guerra civile e la rivoluzione puritana. Allora Rossi che fa? Fa un'operazione antistorica, fa una specie di bluff, perché analizza quelle condizioni che vengono poste per avvalorare la rivelazione sacerdotale, che sono condizioni tali dall'euro, poi se volete ve ne leggo da qualche parte, ce l'ho portato anche i libri, ma sono talmente messe in un modo tale che la rendono impossibile accettarla, sono inattuabili la rivelazione, qualunque cosa faccia il sacerdote, quindi peggiora. Come c'è un attacco alla profezia che Rossi non ha detto, attenzione, cioè nel 45 c'è tutta. Rossi queste condizioni le mette nel 33, perché le sposta all'indietro? Io l'avevo detto nella tesi, nella nota, stranamente Rossi, poi l'ho capito perché in questo modo lui manteneva il carattere monolitico del De Veritate,
e lo distingueva dalle successive opere deistiche, che erano quelle che erano venute dopo. Quindi in questo modo però lui che faceva? Distaccava la pubblicazione del 45, non rilevando nessuna aggiunta, tantomeno quelle relative alla rivelazione. Poi ci sono altre aggiunte importanti dove si vede proprio che Herbert aveva questa teoria neoplatonica del ritorno al divino. Lui chiamerà nel 45 la sua religione rotonda religio Dei. La religione rotonda, perché rotonda? Perché esclude la rivelazione, perché il cerchio è una figura geometrica dove non si aggiunge niente, ma rotonda perché lui dice la bella forma della provvidenza divina universale, perché Dio ha dato all'uomo queste nozioni che non sono innate, come disse Locke, sono delle potenzialità che l'uomo ritrova tornando nella propria interiorità. Quindi Rossi queste cose non le ha evidenziate. In questo modo lui faceva fuori il legame con le vicende politiche e faceva fuori anche le eventuali aggiunte basate su la lettura di altri testi di autori, Campanella, perché ci sono temi di Campanella, soprattutto astrologici nelle religioni gentili illustrato, cioè, e Rossi aveva letto Campanella, dillo, no? Campanella cita solo la metafisica perché Herbert ce l'aveva. Rossi tende a citare solo le opere che Herbert dichiarava apertamente nella sua autobiografia, e a volte opere anche importanti per la formazione del pensiero del filosofo, non solo i testi ermetici, ma anche opere perché non c'era solamente il Pimandro o testi antichi, ma c'era stata tutta una rielaborazione anche seicentesca di questi testi. Herbert ne aveva parecchie copie di questi personaggi, soprattutto autori francesi, e Rossi non dice niente. Comunque, questo discorso, tornando alle fonti esoteriche di Herbert, Rossi nell'opera La vita si muove in modo un po' ambiguo, perché stamattina chi è che ha detto dello stoicismo? Il professore, quello è andato lì. Anche Herbert addebita continuamente lo stoicismo. Herbert è stoico, ha letto il corpo ermetico, ma non gli ha dato niente, perché tanto erano tutte nozioni che erano già contenute nello stoicismo, che è la sua principale fonte di ispirazione. Attenzione, non il neostoicismo con il quale Herbert entrò in contatto nella Francia dell'epoca, leggendo anche dei testi. Lo stoicismo antico, perché in questo modo veniva presentato da parte di Rossi come un autore antico, che leggeva solo i testi arcaici, che non aveva niente di nuovo. Invece Herbert aveva testi attuali. Per esempio, sulla libertà religiosa aveva un importante testo antitrinitario che Rossi si guarda bene dal citare, vale a dire il Vindice pro religione di libertate di Johannes Krell, che era un sociniano, un antitrinitario. E infatti il Charles Little, quello che aveva rivalutato Herbert, l'aveva collegato non solo all'Accademia Platonica, ma anche ai sociniani, sia nel 1935 che come avevo detto prima, quando aveva fatto la recensione alla traduzione di Acheson. Comunque Rossi inizia appunto dice più volte nella vita che Herbert, il suo pensiero filosofico è ispirato dallo stoicismo, però dice anche che la teoria dei filosofi del Rinascimento di un legame universale tra l'uomo e il cosmo, che si riconduceva in fin dei conti all'ermetismo per questi pensatori e al concetto di analogia, che poi Rossi ci litiga con questo concetto di analogia di Herbert, lo vorrebbe distruggere, invece c'è l'analogia, il concetto ermetico. Allora dice, è uno dei pilastri della neurologia di Herbert. E allora, prima dice dello stoicismo, poi prendi tesi addirittura ermetiche. Però Rossi anche qui segue un po' una dicotomia, non proprio totale, ma parziale. Perché Rossi dice, allora bisogna distinguere la filosofia teoretica, la nosologia di Herbert, dalla teoria della religione, dalla filosofia della religione, perché rappresentavano due ben distinti temi, bisogni, ecco, dello spirito di Herbert, cosa che non c'è, non esiste questa distinzione in Herbert di Herbert, perché proprio è questo legame che c'è attraverso la coscienza etica tra verità, virtù, cioè in Herbert, seguendo appunto questi testi neoplatonici, Ficino, Campanella, la tradizione ermetica, la verità per Herbert è diventare la verità, cioè mettere insieme tutte le facoltà nel loro ordine. Si capisce bene se uno legge attentamente il testo, perché se metti
C'è questa conformità, però attenzione, non è solo la conformità tra l'oggetto e la facoltà mentale che deve coglierlo o del corporea, è anche la percezione che ne hai, devi percepirlo, devi percepire che sei diventato pius, dice Herbert, id est recte conformatus, cioè correttamente conformato, che è una conformazione sia di verità, ma anche di virtù. Infatti Herbert dice con chiarezza, torna al lettore, torna in te stesso, troverai Dio, la virtù, le verità universali eterne. Quindi Herbert non mette questa distinzione, anzi il percorso di questa coscienza etica porta a identificare il percorso verso la verità e il percorso verso Dio attraverso un rinnovamento dell'interiorità, una rigenerazione che è tipica di questi testi alchemici, ermetici, ma Campanella, Ficino, ci sono molti temi di Ficino. E invece Rossi, analizzando questi temi, cioè Rossi non ha appunto, ha sottovalutato, ha minimizzato queste fonti di Herbert e analizza anche quando considera le nozioni comuni. Ecco qui a proposito del concetto di il rapporto tra teoria della conoscenza e teoria religiosa, Rossi lo bacchetta Herbert, gli dice ma come metti insieme il lato teoretico con il lato pratico, però poi anche Rossi dall'altra parte dice allora questa è una parola che ci fa capire che aveva capito. La nosologia di Herbert è in fondo una ricerca etica. Lo dice anche Rossi. Però poi dopo dice, Herbert non vede in che punto l'indagine teoretica lascia il posto a quella etica. Ma l'ha detto te prima, allora perché? Fai, capito? Quindi questo, no? Ecco, poi, vabbè. Comunque, diciamo che poi anche qui c'è il discorso del dilettante. Io, a proposito di Herbert Dicerbo, l'ho preso più che altro perché lui si cimentava in varie attività, era poeta, musicista, autore di teatro, quindi anche perché lo dice in tutto il De Veritate che credeva nelle possibilità illimitate della mente umana e poi aveva appunto questi testi pansofici, aveva dei rapporti col mondo cattolico, con Mersenne, che era un importante anche scienziato dell'epoca, avevano questo progetto di un sapere comune insieme, no? Comunque, poi per quanto riguarda poi anche le fonti neoplatoniche, perché Herbert c'è neoplatonismo unito a tradizione ermetica, cabalistica, eccetera, no? Anche qui Rossi dice, Herbert non poteva negare ovviamente che Herbert avesse subito influssi dalla tradizione platonica e neoplatonica, anche perché i circoli di corte dove venne introdotto da John Donne nei primi anni, negli ultimi anni del regno di Elisabetta e poi successivamente con Giacomo I Stuart, erano proprio intrisi di questi contenuti platonici, no? Lo stesso Giordano Bruno aveva pubblicato Lo spaccio della bestia trionfante in Inghilterra, però Rossi dice ma non erano veramente, anche qui la dicotomia, no? Non erano veramente tesi della sua filosofia, negava che Herbert era stoico, lui prendeva queste tesi platoniche nelle poesie, anche perché ci sono delle poesie di Herbert intitolate Platonic Love, quindi chiaramente, però no, Rossi dice in realtà era una moda, era la moda del tempo e arrivò ad Herbert attraverso poeti italiani, probabilmente si riferiva anche a Marino, non lo so, a poeti e a autori, senza dire chi erano, che le avevano trasmesso l'interpretazione neoplatonizzante della teoria dell'amore di Platone. In realtà Herbert aveva dei testi ben precisi, che erano i testi di autori che avevano sviluppato a fine Cinquecento la teoria dell'amore di Ficino, come ritorno a Dio nella circolarità terreale, tra i quali c'era anche Niccolò Contarini, Doge di Venezia, c'erano Scipione Agnelli, faccio qualche nome, però Rossi vabbè non li cita, comunque. Allora non le aveva dato tanta importanza, quindi proprio temi ficiniani in pieno, no? E poi il neoplatonismo, anche qui dice, lui, Herbert, qui dà un'affermazione drastica. Al neoplatonismo Herbert inclinò più nella filosofia che nella poesia che nella filosofia, mentre invece noi troviamo che Herbert appunto questi temi delle poesie li ritroviamo anche nella filosofia, cioè i temi delle poesie soprattutto esoteriche, il De vita umana, il De vice celesti, li troviamo anche nel De veritate, senza contare poi che Rossi in base a questo fa anche degli errori, perché addebita ad Herbert cose che non ha, tipo il discorso della
dell'amore e la fede, dice Rossi, si trovano nella poesia di vita umana, ma non hanno spazio nel De Veritate. Non è vero, perché come ho detto prima, fede, speranza, amore sono temi presi da Cornelio Agrippa di Necce. Però ora io vorrei sorvolare un attimo, quindi c'è stato un po' questo abbandono, anche il modo di escludere certe fonti importanti, come per esempio lui insiste che Herbert era stato condizionato dalla logica scolastica, invece Herbert non è vero, perché lo dice chiaramente, va contro la formazione universitaria degli scolastici. Poi omette di dire che aveva letto l'umanista Lorenzo Valla, che era proprio un anti-aristotelico. Non c'è traccia in questo. Cioè cita le cose che evidentemente preferiva per portare avanti le sue tesi. Herbert era stoico, cioè era un eclettico, un dilettante. Eclettico vuol dire che è tutto e non è niente. Invece troviamo forti influenze di questi temi, appunto, come ritorno all'interiorità, eccetera. Altri testi che non vengono citati, come per esempio la Théologie naturelle dell'Uliano Yves de Paris, che sono opere di quell'epoca, quindi non era solo il corpo ermetico antico. Però poi, diciamo, io ho parlato quindi di spaccio, perché tutte queste fonti esoteriche, questo percorso verso il divino che c'è nel De Veritate, che c'è in queste molteplici vite delle poesie, lo troviamo in questi autori che Rossi aveva spacciato. Però l'opera in cui Rossi, secondo me, ha dato proprio il peggio di sé, io bisogna lo dica, è quello che ho tradotto anch'io, no, lui non l'ha tradotto, il trattato sulla religione del laico, dove addirittura cerca conferme nella Bibbia per capire chi è questo laico Viator. E il Viator non è altro che l'uomo di cui parla Herbert, l'uomo in viaggio verso la verità, verso il divino, e anzi la linea che conduce il De Veritate nella pubblicazione del 45, quella in cui Rossi non ha rilevato, quella dove ci sono le aggiunte deistiche, dove non ha rilevato le aggiunte al De Veritate, c'è questo di religione laici che non è un'opera di un uomo solitario, addirittura Rossi utilizza pure questa tecnica, mette la voce isolamento come paragrafo, no? Ma non era isolato, perché se lui dice era andato un laico a chiedergli come rispondere ai sacerdoti, allora vuol dire che cioè aveva un qualche rapporto con i personaggi dell'epoca, ne fa un isolato per dire che non aveva contatti con la realtà, per escluderlo da queste vicende dell'epoca. Questo trattato sulla religione del laico è stato oggi considerato una delle svolte dal professore Roberto Celata Ballanti, ma anche da Jeannette Lagris, che l'ha studiato, l'ha tradotto in francese, una delle opere più innovative in campo religioso, che non è proprio un'apertura verso la modernità, perché questo laico beato non è il solito sacerdote, scusate, il solito filosofo sapiente, è una figura nuova, è un intellettuale di tipo nuovo. Invece Rossi dice il Viator prende la vulgata, Viator oques quem vis de vulgo, cioè è un uomo del vulgo, la persona semplice e non educata, alla quale Herbert, isolato, stavolta si appellava per avere più riscontri. Quindi questo, qui ha fatto fuori questa figura in pieno, però i motivi, a dire i motivi per cui ha fatto tutta questa operazione, quindi dalle fonti all'opera, non è facile. Io ho fatto un'ipotesi, però non lo so se sia accettabile, è solo un'ipotesi, cioè che lui in qualche modo fosse stato coinvolto in un progetto con altri in Scozia, perché poi questo trattato sulla religione del laico, se uno legge, come ho fatto io attentamente, gli articoli di Herbert, con quelli della confessione di fede presbiteriana, si vede che Herbert li demolisce addirittura prima che escano, perché io ho ipotizzato che veniva informato di questi articoli, erano gli anni in cui c'era l'assemblea di Westminster, discutevano come fare questa nuova confessione di fede che poi gli inglesi levarono subito, mentre invece in Scozia è rimasta. Appunto ci può essere anche questo motivo, in qualche modo in Scozia desse fastidio che Herbert l'aveva, se la leggete, lei l'ha letto quel libro. Siccome non penso che possa... No, ma io non mi sono guardato, no, ma ho eliminato tanto. Vuole concludere? Ecco, io la conclusione è che è aperta questo discorso del perché. Io penso che lui abbia fatto questa operazione dalle fonti esoteriche, perché poi l'esoterismo di Herbert era un esoterismo cattolico, Campanella, Ficino, Patrizi, tutti, poi questo, aveva letto la traduzione del Pimandro di Annibale Rosselli, cioè tutti questi testi italiani di cattolici, quindi Rossi non poteva certo collegarlo a questa linea, perché da una parte aveva spacciato proprio quell'esoterismo lì, dall'altra parte era vicino ai protestanti e alla religione valdese,
Però rimane aperto questo discorso, però sicuramente io non credo che Rossi sia stato sciocco, scusate il termine, a non vedere la novità di questo trattato. Forse l'ha proprio voluto isolare apposta, aveva dei motivi, forse era un progetto per arginare le tesi sociniane, non lo so, questo rimane una cosa aperta che potrebbe essere studiata. Grazie. Per questa severa requisitoria. Purtroppo quando si parla di religione è un po'. La domanda però rimane aperta: perché Rossi, che pure è un erudito, tutte le recensioni sul libro, tutte le recensioni dei suoi libri hanno sempre sottolineato la straordinaria erudizione di Rossi, perché abbia taciuto su certe fonti. Banalmente mi chiedo, forse perché quelle fonti esoteriche, eccetera, lo rimandavano, gli rievocavano altre fonti esoteriche altre frequentazioni esoteriche da cui aveva voluto prendere le distanze. Non lo so, però la domanda è vero che rimane in piedi, questa domanda, il perché lui abbia taciuto. Evidentemente non rientravano in un suo progetto, che però tenderei a dire era un suo progetto. Ecco, non cercherei di fare delle dietrologie o dire che così era sollecitato da condizionamenti esterni o voleva, come mi sembra di avere capito. No, ma io perché dico che sicuramente era così. Io ho fatto l'ipotesi perché sì. si spiega, perché una volta che morì, aveva una sua idea di filosofia e dire aveva una sua idea. Dovresti valorizzare le altre fonti che metti in evidenza. No, invece no, non va bene neanche quello perché è un dilettante, questo criticava, quindi qualcosa c'è. Va bene, ci sono delle domande, curiosità? Prego, Silvia Parigi. Allora, hai fatto un breve passaggio su Kierkegaard, sui rapporti tra Herbert e Kierkegaard. Se era possibile dire qualcosa su Kierkegaard, ho capito bene? No, io Kierkegaard non l'ho neanche rammentato oggi. Io l'ho sentito. Avevo chiesto se c'era un legame, l'ho chiesto stamani. Okay. No, io so che ha letto, se c'era rapporti di Herbert, no, sì. Rispondo. Sì. Mi dai, anzi, grazie, ti ringrazio. Allora, questo introduce un altro aspetto della questione di Rossi, perché Rossi è stato, io ho accettato in pieno la tesi di Rossi che A Dialogue Between a Tutor and His Pupils, ho scritto il libro, non è un'opera di Herbert di Cherbury, però Rossi non l'ha mai dimostrato. Perché? Perché non ha mai scritto un'opera capillare su questo testo che gli inglesi continuano a attribuire al di là di ogni evidenza. Ci sono delle evidenze testuali pazzesche, cioè sbagliano sbagliano Giovanni Colle con Giovanni Collio, sbagliano Cattaneo, cioè insomma, poi è tutto, citano testi pubblicati dopo la morte di Herbert. Rossi vede da questi. Allora, secondo me anche lì c'era una vena di druidismo, di ambienti celtici che in Herbert di Cherbury non si trovano. Lui parla degli eroi. Nelle religioni gentili non fanno il minimo accenno ai druidi, solo successivamente verrà fuori questo discorso con Toland, col deismo successivo. Quindi l'opera, Kirk e Rossi evidentemente si era avvicinato, non lo so se si era avvicinata all'esoterismo, stamani gliel'ho chiesto apposta per sapere se Yeats in qualche modo l'aveva coinvolto in questo tipo di esoterismo. Lui so che ha introdotto quest'opera di Kirk, però so che è un tipo... No, ha introdotto quest'opera di Il Regno delle Fate, Il Regno Segreto. Kirk, vabbè, io ho capito. No, Kirk, no, scusa, io ho capito Kirk. Cioè, io ho detto Atanasio Kirk. Allora, sì, allora scusami, ho capito male io. Ho capito male. No, ma io ho detto Kirker, Kirker sì, però ho capito Kirk. La Cufere mi dà noia. E quindi è quello. Kirk, cosa mi hai chiesto di Kirker? No, siccome era stato citato... Sì, aveva l'Ars Magna Lucis et Umbre, che è uno dei testi proprio non è solo esoterico, ma è proprio sta visione, vabbè,
eccessivo, no? La lanterna, cioè, però era un sapere panzopico. Aveva i testi che Rossi non cita, aveva testi di questi gesuiti, parecchi gesuiti erano alchimisti. Ecco. Sì, posso sommessamente dire, forse però a questa monografia in 3 volumi un qualche merito andrebbe riconosciuto, oltre a fare un non ha visto questo, non ha visto quell'altro, è equivocato su questo, ha frainteso quell'altro, insomma. Allora, Badaloni ha scritto l'ultimo. Vabbè, Badaloni ha scritto l'ultimo libro su, diciamo, di una certa corposità su Herbert di Cherbourg, io mi escludo da questo, nel 2005. Io il libro l'ho letto, il libro è La linea, Laici credenti all'alba del moderno, la linea Herbert Vico, e non cita una volta sola Rossi e non segue, addirittura lui ritiene il dialogo un'opera di Herbert, quindi lo fa proprio fuori, va fuori il deismo, non lo segue per niente. Quindi. Se fosse qui Badaloni forse gli faremo qualche domanda in proposito. Va bene, grazie. Costruito le fonti, però ripeto, già allora mi rendevo conto di queste cose. La ringrazio. La ringrazio e passiamo adesso agli ultimi 2 interventi che sono di 2, come dire, rossiani, non so se parlo di 2 protagonisti di questo nuovo interesse per Rossi. La prima è Laura Orsi, che insegnante di ruolo nel Liceo Scientifico di Padova ed è anche cultrice di storia moderna presso l'Università dell'Insubria. Si è occupata di cultura italiana e inglese del Cinquecento e del Seicento, della Porta, John Florio, anche Shakespeare, e più recentemente anche lei ha rivolto le attenzioni, come dicevo, alla figura di Rossi, a lei che dobbiamo la pubblicazione della autobiografia e poi recentemente, anche proprio recentissimamente, la traduzione di A Plea for Man, che, come dicevo, come è stato detto più volte, l'ultima opera di Rossi, Una difesa dell'uomo, alla quale poi Paolo Bernardini ha anteposto una prefazione, devo dire molto giusta, che dice un'opera pubblicata nel 1956 ma che riprende temi in realtà degli anni 30, quindi in qualche modo un'opera che nel 50 era superata, come alcuni recensori inglesi hanno fatto presente. Bene, darei subito la parola a Laura Orsi, che ci parlerà appunto su Rossi, storico dell'Inghilterra, perché credo che conosca e abbia visto alla Biblioteca Panizzi anche il 5º inedito volume di Rossi, e forse lei ci dirà se c'è speranza di vederlo pubblicato. Prego. Sì, volevo subito chiedere intanto se mi sentite bene, sì? Io la sento bene, il pubblico sì? Il pubblico anche? Va bene. E come seconda domanda, se posso condividere lo schermo, perché a un certo punto forse potrebbe essere utile, però leggo che l'organizzatore ha disabilitato la condivisione. Adesso allora provvederemo subito. No, certo, perché se deve condividere... Grazie. Sì, è più semplice forse in certi momenti, ecco, grazie. Grazie. Intanto, ecco, approfitto, riempio questo minuto per ringraziare il professor Sertoli di avermi invitata, di avermi anche concesso di poter parlare da casa. Era un periodo per me molto intenso e del resto avrei avuto anche un brutto raffreddore, quindi veramente doveva andare così. Ecco, sono molto contenta di poter partecipare a questa che è una seconda giornata, ecco, ce n'è stata un'altra l'anno scorso dedicata a Mario Maglio Rossi, è sempre molto interessante e ovviamente oggi anche a tratti sì, molto diciamo spiazzante sentire alcuni punti di vista, ma appunto il personaggio è molto complesso, ha una lunghissima storia di produzione, anche se una vita non lunghissima, essendo morto in fondo a... Sì,
70 anni e più, ma insomma soprattutto essendo già al liceo medaglia d'oro alla maturità, insomma uno studioso nato, ecco io se dovessi definirlo solo con una parola direi proprio uno studioso nato. E io vedo il gentilissimo signor tecnico, posso provare a condividere adesso forse? Sì? Sì, dovrebbe funzionare. Provi un attimo. Ecco, grazie, così ho inteso la sua presenza, ecco. Magari partiamo da questa e proviamo in modo che sia più friendly. Ecco, poi poco a poco entriamo. Allora io comincio e diciamo così, il progetto di una storia d'Inghilterra precede l'arrivo nel 1947 di Rossi in Scozia in qualità, come è stato ricordato più volte oggi, di docente di Italian Studies presso l'Università di Edimburgo. Noto velocemente che è un comune destino tuttora, quale che sia la provenienza scientifica di studi per gli emigrati, diciamo italiani, essere utilizzati, valorizzati dal punto di vista degli Italian Studies, è successo per molti anni anche a me, sono comunque opportunità leggermente nonsensical in origine, ma ricchissime di potenzialità per la libertà che lasciano, per le sorprese e per questa nuova direzione di vita che imprimono alle proprie aspettative. Rossi riuscirà ad adattarsi alla nuova situazione, cominciando ad occuparsi di letteratura e lingue italiane, senza però abbandonare, come è stato ricordato oggi, filosofia, giustamente psicologia e storia. Storico in senso stretto, Rossi non si sente filosofo e storico della filosofia anche, ma nell'uno come nell'altro ambito non categorizzabile. Non sono uno storico e le mie opinioni di filosofo sulla natura della storia sono eterodosse. Così annuncia nella nota che segue la prefazione anteposta al primo volume della Storia d'Inghilterra, che di fatto è una prefazione che servirà come tale all'opera intera. Seguita questa prefazione da una nota di un paio di paginette. Questo non curarsi dell'appartenenza, l'appartenenza all'insidioso campo disciplinare, permette a Rossi di ritagliarsi un proprio spazio di outsider all'interno del mondo linguistico-culturale italiano a cui formalmente, diciamo teoricamente, è rivolta la storia d'Inghilterra. Siamo dunque di fronte a uno studioso che tiene a non definirsi storico, pur non potendo non essere consapevole di essere uno storico in senso pieno. Questo understatement avvicina Rossi sottilmente al suo soggetto di studio, la storia di un paese e di tanti popoli. Presumo che continui io a essere udita bene, sì? Se no me lo direste, vero? Grazie. La storia per Rossi è innanzitutto storia di un popolo, frutto di un miscuglio di tanti popoli. Un popolo notevole, quello inglese appare a Rossi, tanto per la sua caparbietà, oggi diremmo resilienza, quanto per la sua capacità di rispondere ai rovesciamenti di fortuna con una sorta di saggezza innata. Più di ogni altra cosa, sostiene Rossi nel primo volume della Storia d'Inghilterra, il popolo inglese ha dimostrato adattabilità, un effetto questo dell'insularità e di una predisposizione, anche di una coltivazione dei commerci, ma anche il riflesso di una storia composita, in parte sfuggente e insondabile. Se non che lo storico non può sottrarsi al dovere della comprensione, cosa a dir poco congeniale a Rossi, questa sfida. Ecco, certo Rossi è uno storico che ipotizza, non è uno storico che si limita alla valutazione dei documenti. E cito dalla prefazione, questa volta all'opera, dove Rossi sta parlando dello spirito di compromesso, che è un tratto di continuità secondo lui nella storia proprio intellettuale e proprio culturale inglese. Dice, spesso le circostanze stesse hanno forzato il popolo inglese a contemperare anziché a scegliere, ovviamente qui si intende i popoli, insomma di un'Inghilterra molto ampliata mentalmente, quindi a contemperare nel senso proprio alchemico anziché a scegliere, poiché tutto si connette al passato, tutte le forze agiscono prima o poi e riportano l'equilibrio.
A volte sembra miracoloso che il popolo inglese abbia evitato di avviarsi su binari fissi, abbia perfino temperata la fondamentale germanicità, sembra impossibile, ma se si guarda abbastanza dentro e abbastanza indietro, continua Rossi, si vede che la soluzione unilaterale lottava fin dall'origine contro forze antitetiche ormai connaturate con lo spirito inglese. Il primo volume, che Rossi chiude nell'estate del 1946, apponendovi appunto la prefazione, parte dalla messa a fuoco dei popoli britannici e arriva fino al 1066. Ecco, no, mi scusi, scusate, ho sbagliato. Ho sbagliato io a leggere. Sì, arriva fino al 1066, è giusto. E si intitola I popoli dalle origini, ecco, lo faccio di nuovo scorrere, al 1066. È quello più frazionato in capitoli, che di solito, insomma, nei volumi successivi non vanno oltre poco più di 12, 13, 14 come capitoli, invece, come si può vedere, questo ha proprio una grande frammentazione, anche questo insomma è il segnale di un'attenzione in tutte le direzioni da parte di Rossi, sia dal punto di vista della periodizzazione, sia più ampia dal punto di vista di invece un'osservazione più capillare anche di personaggi, Egbert, Alfred d'Inghilterra, ecco, e poi verso, diciamo, metà, nel capitolo 18esimo, spunta la nazione, siamo quindi tra IX e XI secolo, fino a poi appunto a concludersi con il capitolo 35esimo, l'avvento normanno. Questo volume, come ricordavamo stamattina, sarà pubblicato da Sansoni nel gennaio del 1948. E comprende anche, ecco, mi sono scritta proprio qui una nota per vostra comodità, 4 apparati critici: guida bibliografica, tavole cronologiche e genealogiche, cartine geografiche, descrizione delle vignette. Ci sono proprio vignette dove Rossi non riesce ad accedere perché non è possibile in molti casi, insomma, a immagini, a testimonianze iconografiche. Ci pensa lui con un artista che lavora, che lui ricorda, insomma, lavora al suo fianco. Il secondo volume, pubblicato sempre da Sansoni nel 1952, si intitola invece La Nazione, appunto dal 1066 al 1307, e comprende questi 12 capitoli, che spero vi siano tutti visibili, che vanno a partire dall'anno dopo rispetto all'arrivo di Guglielmo in Inghilterra, dalla conquista nel decennio 1067-1076 a poi la lotta contro la Scozia e al processo costituzionale che si conclude con il 1307. Questo è il libro in cui, come si può vedere nel capitolo 8, si arriverà a parlare di Magna Carta o Magna Carta, come si dice in inglese, insomma, sono capitoli che ritengo proprio anche dal punto di vista didattico io li ho utilizzati in certi momenti, ecco, del mio insegnamento a livello universitario, molto gustosi, perché con quello spirito sempre appunto psicologico e a volte anche scanzonato quando non è aggressivo, Rossi appunto mette a fuoco tutto questo movimento che produrrà poi un documento della cui importanza ci si renderà conto meglio in seguito. Andando avanti, anche qui guida bibliografica, eccetera, descrizione delle vignette. Il terzo volume, uscito sempre tutto naturalmente da Sansoni, come abbiamo ricordato, anche questo, il terzo, si intitola La Nazione dal 1307 al 1603 ed è presentato come facente parte a sua volta della parte seconda dell'opera. Cioè in pratica sia, ecco, ho saltato per saltare, sia il secondo che il terzo volume fanno parte di una parte seconda, appunto la nazione, ecco, dalle naturalmente vicende che portarono al suo primo formarsi fino al suo consolidamento. Il 1603 è quell'anno spartiacque, la morte della regina Elisabetta e l'estinzione della dinastia Tudor. E questi capitoli sono 14, ecco, e è interessante, insomma, naturalmente
questi sono tempi molto più documentati, quindi dove insomma ci si confronta nell'approccio storiografico con tutta una bibliografia che si fonda naturalmente sì, su documenti a volte orientati verso l'una o l'altra parte, ma insomma naturalmente è una storia più familiare per tutti noi. Ecco. Anche qui seguono apparati critici che sono diventati 5, perché prima le cartine geografiche e i grafici per un certo periodo erano insieme, adesso insomma sono una cosa a sé nell'ordine del libro. E qui inizia invece con il quarto volume la parte terza. Quindi per riassumere, la parte seconda comprende il secondo e il terzo volume. E questo è l'ultimo volume edito in vita da Rossi, che morirà 5 anni dopo, questo 1966. È chiaro che quest'opera, che bolle in pentola già, dopo lo vedremo meglio, dall'inizio degli anni 40, ha una lunga genesi e probabilmente anche perché in parte perché Rossi, essendo un docente, non può dedicarsi a tempo pieno, essendo poi un docente di Italian Studies, non può occuparsi a tempo pieno di quello di cui si occupa, che è già sempre tantissimo. E in parte perché probabilmente continua a uscire letteratura e quindi insomma è un qualcosa che si sente, insomma, cresce nel tempo. Ecco l'Impero 1603-1702, composto da 13 capitoli. Ecco, inizia con l'inaugurazione della vita moderna, ecco, e qui forse ho sbagliato, deve essere il secolo XVII, scusatemi, certamente non XVIII, quindi l'inizio della dinastia Stuart, e terminerà con Guerra e debiti, fondamenti della supremazia economica inglese. Questo è un punto molto interessante perché poi tornerà moltissimo nel volume invece che rimane da pubblicare, per cui spero appunto che troveremo un editore disponibile a pubblicarlo nella sua interezza, nella sua imperfezione, in tutto quello che vogliamo, insomma imperfezione anche perché è incompleto, tra l'altro, questo quinto volume che rimane da pubblicare. Ecco, ecco qui siamo appunto al quinto volume. Si tratta di, allora, 9 capitoli, ciascuno, come vediamo, diciamo fornito di un titolo. Scusate, devo aver fatto io qui un pasticcio di montaggio forse. Sì, ho fatto io scusatemi, quindi vi dico io, per qualche motivo non vedo più la slide di questo quinto volume che vi leggo. Quindi il primo capitolo, Dolce vita londinese, mi sembra impossibile di averla persa, ma purtroppo sì. Dolce vita londinese, secolo XVIII, e sono 141 pagine, vuol dire cartelle dattiloscritte, comprese 20 pagine di note. Capitolo secondo, lo spirito e le lettere, religione e cultura nella Gran Bretagna del Settecento, 182 pagine. Ecco, magari più che assillarvi con il calcolo per ogni capitolo di quante pagine, vi posso dire che sono appunto nel totale 1400 pagine che chi ha messo insieme, la moglie, la sorella, le carte dopo la morte di Rossi ha tenuto a specificare che sono scritte larghe. In effetti non dico che da una di queste pagine dattiloscritte ne venga fuori metà, ma insomma quasi, quindi insomma immaginando già una divisione in parti di secondo e terzo volume che pur essendo 2 volumi formano un'unica parte, si potrebbe immaginare per questo quinto volume più che un solo quinto volume, anzi io credo si debba così fare, immaginarne 2, una prima parte e una seconda, se non addirittura una seconda e una terza, anche per motivi di leggibilità, di commerciabilità, di gestibilità, insomma. Quindi Dolce vita londinese, sentiamo qui un'ironia che diciamo che cresce in quest'opera
Rossi nella storia d'Inghilterra, e che può anche aiutarci a capire quando almeno questo capitolo viene scritto, forse dopo il film di Fellini, quindi siamo nel 1960, forse prima aveva un altro titolo, forse fu scritto allora. Il secondo, Lo spirito e le lettere, come abbiamo detto, religione e cultura nella Gran Bretagna del Settecento. Il terzo capitolo, la, tra virgolette, buona Regina Anna e il suo generale, quindi siamo tra 1702 e 1703. Il capitolo quarto, due regni congiunti e divisi, e c'è sempre la questione della Scozia, l'unione contro voglia, il capitolo quinto, la guerra delusa, il capitolo sesto, la pace forzata, il capitolo settimo, il re straniero, l'arrivo appunto di Giorgio, con questo nome, discendente, diciamo, più che indiretto alla lontana di quella Elisabetta Stuart che aveva poi preso la via di Hanover nel 1615 per essere sposa all'arciduca del Palatinato. Il capitolo 9 è dedicato a Walpole e qui certo si scatena Rossi perché ha davanti un ministro che effettivamente sappiamo, insomma, con la storiografia moderna, essere stato un ministro tanto famoso quanto corruttore, se non corrotto, corruttore, che si vantava del resto che non gli bastassero 1000 sterline all'anno per fare rigare dritto il Parlamento, insomma, e questo capitolo, il nono, si intitola primo ministro, e tratta gli anni appunto del ministero di Walpole, 1717-1741, un ministro che anche l'erede di Giorgia mantiene perché fa comodo, e ci sono poi due capitoli, tra parentesi è indicato sull'indice definitivo di quest'opera, che sono riassunti, quindi evidentemente sì, Rossi non era soddisfatto ancora, non li considerava ancora capitoli proprio rifiniti, ma erano abbozzi. Il primo capitolo così senza titolo si intitola, che idealmente è appunto il 10°, si intitola Impero inglese nell'epoca delle scoperte. Quello successivo, sempre riassunto, la formazione delle prime colonie, e tra parentesi il 600 fino alla pace di Utrecht 1713. E qui il numero delle pagine, che in altri casi è di oltre 100, di oltre 200, è poche, 8 pagine per questo riassunto di impero inglese nell'epoca delle scoperte e 25 per invece il riassunto relativo alla formazione delle prime colonie, 600 e pace di Utrecht. Poi segue un capitolo senza titolo, no scusatemi, ancora con il titolo questo, di nuovo con il titolo, perdonatemi, il 700, l'impero perduto e l'impero risorto, quindi il periodo che va dal 1713 al 1815, sono 125 pagine, quindi tutto il periodo ovviamente della rivoluzione americana, la ribellione, il riassetto di tutto, il 1815 del resto è un anno importantissimo non solo per la Gran Bretagna. Il capitolo successivo è 800, l'impero nel periodo di massima potenza economica inglese, 1814-1878, e infine un capitolo che ha 44 pagine rispetto a quello precedente molto corposo, che si intitola Dall'inizio del periodo imperialistico alla definizione costituzionale del Commonwealth, tra parentesi 1878-1932. È chiaro che il grande protagonista di, non sappiamo se Rossi, non sappiamo, io non sono riuscita ad appurare, magari si sa, ecco, guardando meglio nelle carte, se Rossi avesse intenzione di andare avanti, ma di attualizzare probabilmente se non fosse morto e avesse dato alle stampe quest'ultimo volume della storia d'Inghilterra, forse sarebbe andato avanti, ma diciamo si ferma, per così dire per il momento, al 1932. Il grande protagonista è naturalmente l'impero, che del resto Rossi specifica subito, in parte la prima pagina è Etimo. Impero era già praticamente il regno di Elisabetta, è un regno forte che ha un potere assoluto e che non deve rendere conto insomma ad altre potenze più o meno ribelli, certo nel caso del periodo di Elisabetta, ma insomma, e poi invece si arriverà in una terza fase ad un impero che deve vedersela naturalmente con ex colonie, stati che si stanno affrancando, che stanno chiedendo un rapporto diverso. Sicuramente in questo quinto libro manca in sottofondo quell'ammirazione trattenuta, sopravvissuta al bombardamento della casa fiorentina a cui accennavo stamattina.
Del resto, in linea con la sua onestà intellettuale, Rossi ricerca sempre la verità. Certo, la verità è un concetto soggettivo e fragile, ma questo lui cerca di fare e io personalmente credo che gli possiamo dare credito. Ovviamente poi le strategie per le singole opere possono essere varie. Prendiamo il rapporto con un altro mondo esaltabile, no? Come lo poteva essere l'Inghilterra inizialmente, l'impero romano, che può essere nostra fonte di esaltazione da tanti punti di vista. La conoscenza da parte di Rossi del mondo classico assicura una prospettiva particolarmente preziosa, per nulla scontata ai giorni nostri, che non fa sconti neanche alla civiltà latino-italiana, appunto. Per esempio, nel 61 d.C. Nerone riduce la Britannia da regno a provincia per mettere le mani, sottolinea Rossi, su tutti i beni di Prasutago, e questo è dal primo volume, capitolo 10, La grande rivolta e pacificazione, anni 59-79, e cito più estesamente per un attimo. D'altronde, dice Rossi, i capitalisti romani si spaventavano per la riduzione a provincia, che avrebbe incanalato tutte le risorse del territorio icenico, e qui fa riferimento alla tribù gallica degli Iceni, detti anche Eceni. Quindi si spaventavano i capitalisti romani per la riduzione a provincia della Britannia, che avrebbe incanalato tutte le risorse del territorio icenico nelle casse del fisco anziché nelle proprie, e incominciarono a incamerare le terre. Fra essi, più avido e impaziente di tutti, primeggiava l'obliqua figura di Seneca, assurdo ai nostri occhi per 2 filosofemi e 4 lettere farisaiche, alla dignità di maestro di morale. Siamo a pagina 84. La storia d'Inghilterra non nasce durante il soggiorno scozzese, nei 20 anni compresi tra 1947 e 1966, ma continua durante il soggiorno scozzese, prendendo un nuovo respiro dato da un libero accesso a fonti in lingua inglese e alla storiografia contemporanea. D'altra parte, il riferimento alla Gran Bretagna della Fabbri Editore, nelle carte, dattivo scritto a Reggio Emilia, indica una frequentazione con fonti italiane o tradotte in italiano. Questa enciclopedia recente del 66, La Gran Bretagna di Fabbri Editori, è una di quelle fonti che troviamo annotato. Sta studiando Rossi, non è riuscito a includere del tutto nella sua opera. Scusi, no, se non ci sono più cose da condividere, possiamo vederla a schermo intero? Sì, giusto. Ah, bene, grazie. Grazie a lei, anzi. E cerchiamo allora di delineare per sommi capi in questi ultimi minuti la genesi dell'opera. L'anno di nascita è il 1940. Cito dalla nota che segue la prefazione al primo volume, che come ho detto è la prefazione a tutta l'opera, così come questa nota è una nota che parla per tutta l'opera. Dice Rossi: siamo quindi nel gennaio 1948 quando esce il libro, ma la bozza, come dicevo stamattina, è del luglio 1946. Dal 1940, dice l'editore, quindi Sansoni, insisteva perché la scrivessi, questa storia d'Inghilterra. L'editore è appunto l'impresa della famiglia Gentile che dicevamo. Rossi rivestiva un ruolo di consulenza nella casa editrice, cioè il rapporto era proprio quello di consulente. Questo è direi il massimo per la famiglia Gentile, oltre a pubblicare opere, insomma, diciamo nella figura del ministro e poi dell'ex ministro, ma insomma diciamo che, voglio sottolinearlo, Rossi negli anni d'oro della famiglia Gentile non avrà altro che una libera docenza. Ecco perché quell'obituary del Times è molto interessante, in cui si ricorda il suo essere un libero docente. C'è un'ironia da parte di qualcuno che lo conosceva molto bene, l'università italiana, questo negli anni giusti gli offre. Poi, finita la guerra, c'è tutta la vicenda della seconda cattedra occupata da Garin, che lui rifiuta, insomma, a un certo punto, va bene, ma questa è un'altra questione. Ci chiediamo con quale scopo l'editore Sansoni insistesse che Rossi scrivesse una storia d'Inghilterra, non potendosi attendere da lui un testo in cui il regime potesse trovare motivo di compiacersi, perché indubbiamente se siamo nel 41, siamo prima della distruzione di alcune opere, insomma di alcune carte di Rossi per colpa di una bomba inglese che lui vede come un cattivo auspicio, un'ombra brutta su tutta la sua vita. Però certo, appunto, insistere con Rossi che scriva una storia d'Inghilterra era quanto mai, insomma, interessante, dimostra se non altro un'apertura come minimo o qualcosa, insomma, forse
si sperava qualcosa di un po' più caustico dato il personaggio Rossi, ma comunque insomma Rossi non si tira indietro. Però una volta scritta la storia d'Inghilterra rimane lettera morta, questo è un fatto. La pubblicazione del primo volume risale al 1948 e nelle memorie di un estraneo, cioè l'autobiografia, Rossi dice che le memorie andarono distrutte nella loro prima redazione, ma non dice che questa stessa sorte accadde alla storia e quindi la storia non andò distrutta e dovette essere riscritta e ci sono delle bellissime cartine, cioè lui scriveva su block notice praticamente in archivio a Reggio Emilia. Fogli antichi, insomma, degli anni 40, sembrerebbe in buona parte almeno essere stata salvata, però non esce fino al gennaio del 48. Esiste un antefatto, e lo leggiamo sempre nella nota, che si trova, ripeto, dopo la prefazione al primo volume, dice Rossi: conoscendo l'inclinazione degli storici ad esaltare chi vince, trattino, avendo visto sorgere ancora e ancora errori e menzogne sull'Inghilterra dovute all'ignoranza continentale e ad una propaganda francese, tedesca, italiana, che anche oggi fa sentire i suoi effetti, lui scrive questa nota nell'estate del 46, non potevo lasciar cadere questo lavoro, dice, in mani più abili e capaci, certo, delle mie, ma forse meno pulite. Ma già allora, nel 39, cioè inizia, come ce lo aspettiamo Rossi, ecco. Ma già allora nel 39 si poteva prevedere dove, qui scusate dico già allora perché ho saltato un pezzetto che altrimenti mi avrebbe fatto andare troppo avanti, un articolo che ha scritto Rossi nel 39 per denunciare una mossa tedesca di screditare l'Italia a livello internazionale e continua nel passo successivo dicendo già allora nel 39 si poteva prevedere dove l'artificiosa e dissennata anglofobia italiana ci avrebbe portati. E io insistevo sull'ostinazione inglese, ripetevo che era difficile trascinare l'Inghilterra alla guerra, ma che poi sarebbe stato ancora più difficile farla smettere. E continuo, 2 righe proprio, poco più dalla nota, continua Rossi, mentre il peggio stava per avvenire, nel 1941-42, redassi la prima parte di questa storia, che ritengo quindi sia il primo volume, anche se il primo volume non esce con la dicitura prima parte, però il secondo e il terzo escono con la dicitura seconda parte. Quindi lui scrive il primo volume tra 41 e 42. Ecco, e poi dice il primo volume della seconda parte è stato scritto durante l'occupazione tedesca, fra il 1943 e la primavera del 44, ed è il secondo volume edito. Il secondo volume, ma qui secondo me voleva dire la seconda parte, che è il terzo volume edito, viene scritto, dice, l'ho scritto tra il marzo e il novembre 1945. E ho intrapreso la terza parte, quindi il quarto volume, nel 1946. Insomma, diciamo, non è che scriva e pubblichi subito, malgrado sia uno scrittore molto prolifico, però lo occupa molto questa storia d'Inghilterra, malgrado non abbia nessun problema a dire che sia su commissione, del resto è su commissione anche il David di Michelangelo, cioè tanti capolavori. Arrivano da, chissà Shakespeare quante opere ha scritto su commissione, probabilmente tutti i drammi storici, lo ammette, quindi è chiaro che non nasconde di aver avuto un rapporto di consulenza appunto, se non altro con la casa di Gentile. Allora, quindi insomma sintetizzo altri passi di queste interessanti pagine, diciamo, proemiali, dice Rossi, hanno sbagliato sia gli anglofili sia gli anglofobi. L'Inghilterra non può essere compresa dagli storici frettolosi, ma non andrebbe, dice Rossi, né venerata per aspetti superficiali come l'ora del tè o il risvolto dei pantaloni, parafraso ma insomma, sto seguendo lui, né odiata o peggio sottovalutata. Il senso della legge radicato in questo popolo affonda le proprie radici nel sentimento, dice Rossi, che è anteriore ad ogni legge della giustizia, lo abbiamo accennato prima, cioè dire che a un certo punto inizi una storia del costume inglese, secondo lui, è chiaro che è anche una provocazione, non ha senso perché il popolo inglese, secondo lui, non inizia a rispettare una legge, ma porta dentro di sé un senso di legalità, di capacità di convivere tra popoli diversi. Ci sono tante osservazioni molto interessanti relative a quel lungo periodo
trattato nel primo volume, in cui le fonti sono poche, vanno interpretate e Rossi non si tira indietro, quindi lui invece di iniziare, non so, dalle tribù con cui si scontrano i romani, ha il coraggio di andare veramente nella notte dei tempi, come abbiamo visto scorrendo l'indice, e per esempio percepisce con la sua grandissima cultura classica che le gesta degli eroi irlandesi sostituiscono i racconti su Giove e Minerva dei popoli classici. Non vi è la distinzione più o meno netta che vi è tra Dio ed eroe, fra Apollo ed Ercole, e dice che questa situazione spirituale è ravvisabile già in Gallia, ma, continua a citare, è più evidente in Gran Bretagna e in Irlanda, quindi come una sfumatura tra il Dio del mondo classico e l'eroe del mondo classico e invece le divinità, gli eroi anzi scusate, proprio irlandesi. E dice una cosa che è una di quelle cose che sì, piacciono probabilmente più ai non tecnici, ecco, che ai tecnici, però il lettore comune, anche la persona semplicemente studiosa, secondo me si appassionano di questi spunti. Leggo per un attimo. È la sorte, dice Rossi, di tutta la civiltà celtica, unitaria, collegata e omologata dalla organizzazione dei druidi, educatori della gioventù, giudici, storiografi, insomma gli intellettuali, i clerici della società celtica. A mano che si va verso Occidente, che le influenze mediterranee pervengono di seconda e di terza mano, si sentono influenze autoctone più forti ed è più evidente la caratteristica tardità, lentezza ad evolversi del celta. Ecco, lui mette a fuoco, io non sono una studiosa Celti e quindi devo prendere la sua parola e se non altro ricordarla se non crederla, ecco, mi interessa. Certamente penso che si possa mettere a fuoco per uno studioso che gli eroi irlandesi presentano un Olimpo che è sfumato e risente molto delle divinità mediterranee. In questo senso l'opera è un'opera drammatica, io scrivo, che si svolge davanti ai nostri occhi come se stesse accadendo ora, una storia azione e una narrazione in cui il lettore è chiamato a farsi testimone e interlocutore. Lo si vede subito in modo particolare, appunto, come abbiamo detto, nel primo volume. E ecco, nelle memorie di un estraneo, di cui abbiamo avuto modo di parlare più volte, quanti minuti ho, professor Sertoli? Mi scusi, perché un conto è fare le prove e un conto... Dovrei fermarmi? Sono molto vicina. Ecco, tengo a dire una cosa tengo a dirla e poi chiudo. Diciamo questo, che sì, la posizione iniziale, ma iniziale, proprio iniziale, che riguarda soprattutto il primo volume per quanto riguarda il Rossi, diciamo, autore, è quella indubbiamente di una ammirazione per questo paese e in questo non vi è nulla di originale. Ecco. Devo dire che fino al quinto volume, che è proprio quello inedito, la delusione intanto subentrata a livello personale a me non è sembrata, ecco, proprio arrivarci come veramente una folata di vento. Invece, certo, diciamo che il quinto volume non voglio dire che sia inglese, ma dimostra indubbiamente una tranquillità di spirito verso il parlare di cose sgradevoli per chi aveva ammirato l'Inghilterra e l'aveva pensata, lo dice nelle memorie di un estraneo, la patria ideale, il rifugio possibile agognato e soprattutto, anche se l'Irlanda rappresentava, quando Rossi ci andò nel 1931, la nemica della perfida Albione, esisteva tutto un mondo britannico, diciamo, più che inglese, appunto, a cui andava il cuore di Rossi. Nel quinto volume, guarda caso, insomma, il primo autore italiano citato è Baretti, di cui ovviamente leggendo Baretti e le lettere non possiamo che divertire. È un altro autore scomodo, un altro autore non perfetto, un altro autore che non è un maestro di obiettività, ma ne vuole esserlo, e Rossi subito si rifà a lui e dice guardate, non sto dicendo nulla di nuovo, insomma tanti italiani che hanno preso dimora, insomma si sono trasferiti, hanno abbandonato, sono stati naturalizzati anche in Inghilterra nel Settecento, hanno come Baretti messo in evidenza una grande ammirazione per le istituzioni
giovani e un grande disprezzo per il costume della classe dirigente, ecco, Walpole, eccetera, non il costume dei poveretti, insomma, che andavano ad ubriacarsi al pub, ecco. Che tra l'altro è un tratto che anche John Florio mette in evidenza e che secondo me si sbaglia a dire un tratto puritano, perché John Florio secondo me era tutto fuorché un puritano, era un osservatore di un certo costume, questa predilezione per l'alcol e tante cose che possono scioccare anche oggi. L'ultima cosa che vorrei dire è che, ecco, questo mi sento di dire, io ho passato 7 anni in Inghilterra. Il primo ancora non mi ero laureata, poi sono rimasta per il master al Warburg Institute, poi sono rimasta per il dottorato, quindi al Warburg, come diciamo in italiano, il Warburg Institute. Sono stata in tutto 1 anno di master, 4 di dottorato, 5 anni, e devo dire che in quegli anni, e non voglio dire necessariamente al Warburg, di cui ho bellissimi ricordi, ma si respirava comunque ancora una sorta di antipatia verso l'Italia e il motivo era il pensiero che noi fuori dal fascismo non fossimo mai andati e che avessimo contribuito con una certa Germania, ovviamente vittima a sua volta, e noi a nostra volta vittime della nostra Italia, a un dissesto, a una sciagura, insomma, che aveva coinvolto. Ecco, e quindi Rossi si trova anche in questa situazione paradossale e ecco la sua chiusa così amara, che non leggo adesso perché l'ha letta prima la professoressa Parigi, giusto? Ecco, la chiusa del primo capitolo, quello introduttivo delle memorie di un estraneo, in cui dice questi inglesi, che poi chissà cosa intende allora in quel momento, perché sono gli scozzesi con cui è stato 20 anni, certo non gli irlandesi, o forse certo alcuni irlandesi, insomma, cioè il fatto che tutto il mondo di Yeats sia stato distrutto, l'albero abbattuto, quindi anche l'Irlanda non è più l'Irlanda di prima, ma in ogni caso questo riferimento a questi inglesi, gente tetra, buia, che sta in queste case buie, che odia gli italiani, che è xenofoba, ma diciamo in età non di Erasmus, non di scambi positivi tra giovani, tra meno giovani, indubbiamente ancora l'Italia non è che si scrollasse così facilmente, una pessima fama, soprattutto in quel mondo che aveva contribuito, possiamo dire senza troppe colpe, aveva contribuito insomma, a risollevarci, pur se con le bombe, da tante disgrazie. Ecco, e quindi Rossi si trova in questo doppio paradosso, essere sgradito anche dopo la guerra, essere sgradito anche nel paese della libertà e tornarsene in Italia con quest'opera che abbiamo scoperto proprio di recente alla Biblioteca di Reggio Emilia. Lui tenta di fare pubblicare la storia d'Inghilterra anche in inglese, manda un bel sample di circa 120 pagine da lui tradotte in inglese ad un'agenzia letteraria e siamo tra fine anni 50 e inizio anni 60 e è curioso, no? Perché lui è professore all'Università di Edimburgo, che gli pubblica tranquillamente il suo bellissimo, secondo me, A Plea for Man, una difesa dell'uomo, e però non c'è posto lì per pubblicare il primo volume. Lui dice, devo ammettere nella seconda pagina, it is a rather unconventional history, quindi una storia piuttosto non convenzionale. Ecco, non c'è posto di fatto nell'Università di Edimburgo, che pure pubblica un trattato di filosofia, per anche solo il primo volume della storia d'Inghilterra. E questo è un peccato perché giustamente, come si diceva oggi, elimina una possibilità di interfaccia con il mondo di cui parla Rossi. Mi fermo e mi scuso se sono andata un pochino oltre. Grazie, io non vi sento in questo momento, ma spero bene. Ringrazio Grazie. Laura Orsi per questa Grazie molto interessante relazione, anche sul quinto volume. Mi è molto piaciuta quella definizione di storia drammatica che lei ha proposto. Pur possedendo i 4 volumi, non ho mai avuto il coraggio di leggerli di leggerli tutti. Quello che conosco meglio ovviamente il quarto, il periodo della Restaurazione. Una cosa che mi ha colpito e integra quello che lei diceva è la straordinaria erudizione però storica. Rossi mi riferisco a quel periodo che conosco abbastanza bene, si è andato a leggere veramente una quantità di libelli, di pamphlet, di polemiche, di atti parlamentari per ricostruire con
con una minuzia veramente a volte quasi dispersiva il quadro complessivo di quel periodo che va dal 60 al 1702. La seconda cosa che forse sottolineerei, e in questo senso magari le chiedo anche un intervento, lui è molto netto nella prefazione al quarto volume a prendere le distanze esplicitamente da quello che era un trend dominante della storiografia britannica, che era la cosiddetta Whig interpretation of English history. Tutta la ricostruzione che lui fa della restaurazione è ferocemente, no, non è esagerato usare l'avverbio ferocemente, comunque è duramente polemica nei confronti dell'interpretazione che un'intera storia, che un'intera tradizione storiografica aveva dato di quel periodo e poi ovviamente del Settecento, cioè il partito Whig come il partito che ha fondato l'Inghilterra moderna nel segno tolleranza religiosa, libertà di parola, liberismo economico, eccetera. Ed è contro questa linea storiografica dominante a lungo, che poi nell'Ottocento celebrò i suoi trionfi con Macaulay, che lui scrive la storia della restaurazione, e per questo sarei molto curioso di vedere come poi scrive la storia del Settecento, che per quella tradizione Whig era stato veramente un cavallo di battaglia. Lei mi può dire qualcosa su questo? Perché ecco, lui si confronta anche con una tradizione storiografica britannica. Sì, sì, assolutamente. E indubbiamente il Settecento è il secolo cruciale, perché in parte perché è il secolo in cui si comincia a divinizzare l'Inghilterra, che esce un po' dalle brume, no? Esce dalle brume, esce da questa specie di schermo, esce fuori da questo schermo che un po' la circondava. Prima si parlava di Bruno tenta di inserirsi in Inghilterra e nel mondo accademico, non riesce, insomma definisce gli inglesi dei barbari che mangiano con le mani, eppure lui è a cena con Sir Philip Sidney, con gente insomma molto altolocata, magari ecco, non si sarà riferito a Sidney, ma insomma diciamo l'Inghilterra ancora a fine Cinquecento, lo dice John Florio nei primi frutti, è una terra di cui nessuno ha interesse a imparare la lingua, e addirittura la cui lingua non conta. Shakespeare stesso, sulla cui identità nazionale, ecco, io sì, ho tutti i miei dubbi e non sono la sola. Shakespeare dice nel Mercante di Venezia è una lingua fatta come insomma, un patchwork da Arlecchino, dice insomma con un'ironia molto poco inglese verso il popolo inglese in questo caso. E certamente il Settecento è il secolo in cui affondano le radici, probabilmente sono anche radici più antiche, l'anglomania, e quindi anche la possibilità poi di una reazione avversa a questo sentimento di fanatismo quasi, no? Questa proiezione ideale. Mi ricordo sì di avere, ho fotografato quelle parti, sto adesso appunto rimettendo in ordine, ma mi ricordo sì di avere letto, sì, molto interessante tutta questa trasformazione proprio di prospettiva che si capisce essere ineccepibile, cioè leggendo, anche se io non sono un'esperta di storia Tory e Whig, dico insomma per dire queste cose e sostenerle in questo modo, sì, evidentemente in parte aveva le sue ragioni di accesso alle fonti anche in lingua inglese, e in parte anche il coraggio insomma di parlarne in un contesto di storia d'Inghilterra che da una sponda italiana ci si poteva aspettare di essere di elogio il più possibile dei lati positivi, e invece c'è veramente un'insistenza su questo punto, così come sulla gestione delle finanze. Sì, certo. Ecco, che non è per niente lusinghiero e che prima invece aveva un'altra storia critica, diciamo. Sì. E io mi sono sempre più convinta, se all'inizio diciamo col professor Bernardini cerchiamo almeno di, non so, di ridurre queste pagine, perché altrimenti nessun editore ce le può pubblicare. Io devo dire, abbiamo trovato editori sensibili
sia in Città del Silenzio sia in Ronzani, e effettivamente se si considera che l'idea di Rossi era di dividere in parti, secondo me nella loro imperfezione queste pagine non compiute vanno, perché ognuno può trovare motivo di interesse, ecco, veramente di questa visione molto ricca e molto estesa, proprio a partire per il quinto volume proprio dall'inizio del Certo, Settecento. trovo che sarebbe molto interessante in un lavoro futuro misurare la storia d'Inghilterra di Rossi sulle grandi storie, anche storie, per esempio la storia d'Inghilterra di Hume o la storia della rivoluzione puritana di Lord Clarendon, e vedere come lui si posiziona rispetto a questi modelli. Hume in particolare, che non era sulla linea Whig, e quindi vedere un momentino lui come si misura. Ci sono degli interventi, delle domande, delle osservazioni, curiosità da porre alla professoressa Orsi? Se non ci sono, allora la ringraziamo e ci accingiamo all'ultimo intervento di questa giornata, che è quello di Paolo Bernardini, che non credo ci sia bisogno di presentarlo, ma è il professore socio dell'Accademia, di questa Accademia, professore ordinario di storia moderna all'Università dell'Insubria, ed è autore di numerosissimi volumi, per esempio sulla storia e la teoria del liberalesimo europeo, e negli ultimi anni, come ho già detto, è stato fra i più attivi promotori di questa, come l'hai chiamata, Rossi Renaissance, eccetera. Quindi gli cedo la parola e ci... Allora, io in realtà parlerò di un testo che è completamente Laura ha parlato di un testo parzialmente letto, ha mostrato nella prima slide e speriamo che sia pubblicato anche in almeno 2 o 3 volumi tutto il lungo lavoro che arriva fino al 1931-32. Io invece parlerò di un testo che è affatto inedito, completamente inedito, che è l'anglofilia o anglomania, ed è un testo che si trova anch'esso alla Biblioteca Panizzi. Comincerò dalla descrizione materiale, quindi volete scusarmi se non entro nei labirinti della storia, della filosofia, della speculazione, di tutte queste cose che mi piacciono molto, ma inizierò proprio da filologo molto banausico, come direbbe Manzoni, cioè legato a questo testo. Questo è un testo che si presenta in un solo testimone, un solo codice, dattilo scritto, in una busta al fondo Panizzi, nella quale ci sono tutti i manoscritti preparatori, quindi una busta piuttosto spessa del testo. C'è un solo testimone, anche se dovrebbero essercene di più, perché questo testo innanzitutto fisicamente si presenta scritto su una carta, quelle che si usavano negli anni 50, 60, 70, molto leggera, molto economica, quasi una carta di guerra, scritto con una macchina a pavimento Olivetti, è numerato erroneamente nell'indice in 157 pagine, in realtà le pagine sono oltre 260, e purtroppo è stato manomesso, nel senso che è stato aperto, è legato con delle piccole forcelline di metallo, come si usavano in quegli anni, che sono state probabilmente aperte, e è stato aperto questo manoscritto e poi è stato richiuso però con confusione, con pagine, quindi io ho dovuto lavorare parecchio per ricostituirlo, e è l'unico codice appunto dattiloscritto, anche se dovrebbe essercene un altro. Perché dovrebbe essercene un altro? Perché questo testo venne inviato all'editore Einaudi nel 1953. E quindi abbiamo un'idea della stesura, proprio perché abbiamo un carteggio di cui ora parlerò tra Cantimori, Delio Cantimori e Franco Venturi, i suoi grandissimi storici naturalmente, di cui siamo noi storici tutti volenti o nolenti allievi di Cantimori e di Venturi. Era in contatto con entrambi Rossi, ma i suoi rapporti principali, come sono testimoniati anche al fondo Cantimori normale
erano con appunto Delio Cantimori. Questo testo è stato scritto, come si evince dal testo, dattiloscritto nel 1953, e tentò di pubblicarlo da Einaudi nel novembre del 55. Sia Cantimori sia Venturi erano molto d'accordo nel pubblicarlo, e nel loro carteggio, che è citato in un importante saggio del mio collega storico moderno Guido Battista, Lo struzzo formulabile Lumarca Sir Lewis Namer in Italia, insomma, che è uno studio pubblicato nella rivista storica italiana nel 2009, dove si parla a lungo di Rossi. Venturi dice: ha un caratteraccio, anche Cantimori, ha un caratteraccio, litiga con tutti, parla malissimo dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra, litiga con Calogero, che era un super potente della scuola normale, il filosofo molto noto, anche con Gabrieli, insomma è insopportabile, però il testo è molto bello, dovremmo pubblicarlo. Ora, io ho scritto agli archivi della Fondazione Einaudi, scusate, dell'editore Einaudi, se reperiscono questo dattiloscritto, ma non l'hanno reperito. Sono archivi immensi, ricordiamoci che Einaudi non è come oggi che sono così tanti editori per cui si mandano i manoscritti, si mandano i testi, eccetera. Erano abbastanza pochi gli editori, non pochissimi, abbastanza pochi gli editori negli anni 50, la stella sorgente da tanto tempo, ma molto consolidata, e ovviamente anche per motivi politici l'Einaudi, ma non l'hanno trovato. Quindi il dattiloscritto su cui io lavorerò insieme alla professoressa Bianco dell'Università dell'Insubria, anch'essa modernista, è un dattiloscritto che egli inviò perché lo rivedesse a un suo collega di Padova che si chiamava Giuseppe Toffanin, professore di letteratura italiana, e che era un personaggio estremamente importante, era molto amico di Rossi. E poi citerò anche delle lettere che sono anch'esse inedite, che ho acquistato su eBay, perché paradossalmente su eBay per qualche motivo qualcuno ha messo in vendita una serie di inediti di Rossi che io ho comprato quasi tutti, misteriosamente, no? Abent, Sua Fata, Libelli, ma non solo i libri, anche i manoscritti hanno un loro destino. Quindi non venne pubblicato. Il titolo definitivo sembra essere Anglomania ed amicizia tradizionale, saggio sull'atteggiamento italiano verso la Gran Bretagna nel Settecento e nell'Ottocento. La copia che si trova alla Panizzi non ha le annotazioni di Toffanin. Toffanin era molto amico di Rossi, al contrario di Rossi ebbe una brillantissima carriera, divenne giovanissimo professore di letteratura italiana e poi visse gli ultimi anni della vita a Padova, ma è la notazione di un giovane, allora giovane, anzi giovanissimo, docente di filosofia nei licei di Padova, Mario 40, per cui Rossi probabilmente tramite Toffanin era entrato in contatto, e Mario 40, che in quegli anni aveva circa 20 anni, era del 34, e morirà poi pochi anni fa nel 2016, Toffanin fa una serie di glosse al dattiloscritto e suggerisce una serie di cambiamenti. Si evince che sono suggerimenti, glosse, cancellature di Toffanin, vuol dire questo è meglio che tu non lo scrivi, dalla grafia, perché la grafia di Toffanin si distingue molto dalla grafia di Rossi, quindi ho dovuto fare quest'opera per capire. Quindi nell'edizione, non potendo reperire, immaginando che il manoscritto che ha mandato all'Einaudi personalmente Rossi sia quello definitivo, ma non essendoci questo, non esistendo questo manoscritto, almeno non l'hanno trovato, ma non credo che lo troveranno a questo punto, io dovrò pubblicare, con la professoressa Bianco, pubblicheremo questa versione del manoscritto che è l'unica esistente, mantenendo quindi quello che il buon Mario 40, che probabilmente allora aveva circa 20 anni, aveva cancellato. Per esempio cancella notazioni molto polemiche di Rossi, come vedremo. Quindi è una descrizione che ho fatto piuttosto sommaria di questa consistenza
del manoscritto. Devo dire che poi rimettendolo in ordine ho passato parecchio tempo, però ho trovato tutte le note, ho rimesso in ordine le pagine, quindi a questo punto il manoscritto è stato scansionato ed è pronto per la trascrizione. Adesso che l'ho descritto fisicamente andiamo un pochino a vedere i contenuti. Sono 26 capitoli con una prefazione. In totale sono circa, come ho detto, comprese le note di Rossi, 250 pagine che probabilmente saranno conservate tali in un'eventuale edizione. Anzi, faremo sicuramente, penso con l'editore Ronzani di Vicenza, l'edizione a stampa. Il primo capitolo, le fonti politiche dell'anglomania settecentesca. Il secondo, la critica della Costituzione inglese e l'anglomania politica in Italia. Il terzo, le osservazioni del Rolli come esperienza tematica di un italiano in Inghilterra. 4, l'agnosticismo del Baretti e del Verri. 5, Alfieri e la Costituzione inglese. 6, la critica dell'Angiolini. 7, l'anglofobia napoleonica. 8, la scienza economica inglese e italiana e i riflessi politici dell'economia. 9, gli esuli dell'atteggiamento italiano verso l'Inghilterra nell'Ottocento. 10, l'immigrazione apolitica italiana in Inghilterra. 11, l'immigrazione italiana in Scozia nella prima metà dell'Ottocento. 12, le fortune della cultura italiana in Gran Bretagna. 13, gli inglesi e l'Italia secondo gli inglesi del Settecento. 14, lingua, libri e letteratura italiana in Gran Bretagna fra il Settecento e l'Ottocento. 15, proto-esuli italiani. 16, gli esuli del diritto d'asilo in Gran Bretagna. 17, diverse sorti degli esuli del Risorgimento. 18, il pecchio della struttura sociale inglese. 19, l'Inghilterra dei rivoluzionari ammansiti e gli inglesi in Italia e sull'Italia. 20, l'amicizia tradizionale, lui distingue tra anglomania, anglofilia e amicizia tradizionale. Poi 21, Mazzini e l'Inghilterra. 22, l'Inghilterra dei moderati e il problema ideologico dell'Inghilterra di fronte al Risorgimento. 23, l'atteggiamento di Cavour alla politica inglese. 24, l'ammirazione di Cavour per l'Inghilterra. 25, la Gran Bretagna agli occhi di patrioti toscani dei primi tempi del regno. E 26, Apocalissi dell'amicizia. Il modello non dichiarato, perché non lo cita mai, naturalmente, ma il richiamo all'opera importantissima recentemente edita dal professor Rognoni, Anglofilia italiana del Settecento di Graff. E qual è la differenza che Rossi mette in luce implicitamente, non citando Graff? Che naturalmente Graff, differenze sono due. Graff si è occupato essenzialmente del Settecento, in modo anche piuttosto farraginoso, un libro lungo, ripetitivo per certi aspetti. E la seconda differenza fondante per Rossi è il fatto che lui fa risalire l'anglomania settecentesca a ragioni politiche. Ovvero c'è una tesi ben precisa, tutta l'anglomania italiana nasce attraverso la gallomania o attraverso l'amore che instillano verso l'Inghilterra le lettres philosophiques di Voltaire e naturalmente Montesquieu nell'Esprit de loi. Quindi chiaramente dice non si tratta di anglomania che derivi da motivi letterari o altri motivi, neanche ovviamente come non potevano essere tali religiosi perché è una terra anglicana, quindi una terra d'eresia, è un motivo chiaramente politico, la famosa libertà inglese. E il filo conduttore di tutta questa ricostruzione è l'idea di come abbiano visto o abbiano criticato o abbiano in qualche modo messo in questione il discorso della libertà inglese nel contesto italiano fino ai primi anni del regno. Quindi lui naturalmente dedica a un esule e un viaggiatore, uno andò come esule, cioè Mazzini, l'altro andò missione politica come Cavour, spazi lunghissimi dimostrando come vi siano interessi anche legati a contingenze politiche, soprattutto da parte di Cavour, ma anche da parte di Mazzini, nei confronti dell'Inghilterra, e come naturalmente
lo dice chiaramente, ci sia stato un apporto fondamentale, ma questo era molto chiaro in questi anni, era chiaro da decenni, dell'Inghilterra nel processo di unificazione italiana. Quindi abbiamo un'opera che è definibile di storia della ricezione, una storia intellettuale. Lui non prende in esame naturalmente l'aspetto di storia diplomatica, quindi non si tratta di anglofilia o anglofobia o amicizia, come si potrebbe studiare studiando gli immensi dispacci diplomatici che ci sono, prima tra gli antichi stati italiani, poi brevemente il regno costituito nel 61, ma poi grandissimi, ampiamente il discorso diplomatico di quegli anni, ma si basa su fonti di personaggi come Baretti. C'è naturalmente un lungo capitolo dedicato a Baretti, che per ora è l'unico che ho trascritto perché andrà negli atti di un convegno che abbiamo fatto all'Insubria nel 2019 su Baretti, che pubblicheremo adesso, dove parla di intellettuali che si sono espressi più o meno positivamente, o come nel caso di Baretti, in maniera ambigua, duplice, sono un po' anglomani e un po' anglofili, quindi un odi et amor alla Catullo, che poi è anche il suo sentimento, oppure persone come Rolli o come Angiolidi, che invece sono stati molto positivi nei confronti del sistema inglese, oppure lo stesso Alfieri. Di nuovo c'è questa ammirazione di Alfieri dell'Inghilterra, questa domanda che Alfieri, grande nemico della nobiltà, si pone: ma com'è possibile che Inghilterra, che è un paese dove la nobiltà ha ancora un peso così forte, conviva con la libertà? C'è una lunghissima riflessione nei testi della Tirannide di Alfieri. Rossi fa una riflessione molto ampia su questo aspetto della anglofilia un po' contrastata di Alfieri. E poi naturalmente analizza la ricezione del liberalismo, analizza la ricezione del pensiero di Smith e Ferguson in Italia, quindi cosa c'è stato del liberalismo, soprattutto di Smith. Cito Smith e Ferguson perché voglio ricordare che quest'anno, per singolare coincidenza, è il 300° anno della nascita di tutte e due. Quindi anche noi all'Insubria non ricorderemo Adam Smith, ma ricorderemo Adam Ferguson in convegno a settembre. Perché poi su Smith anche c'è troppo, forse c'è troppo. Ci sono anche eccezioni, quindi è una storia delle letture dell'Inghilterra più o meno. Ci sono anche eccezioni. Trovandosi lui in Scozia, decide di andare a vedere negli archivi scozzesi la presenza di italiani nella prima metà dell'Ottocento. E quindi il capitolo 11, che si chiama L'emigrazione italiana in Scozia nella prima metà dell'Ottocento, è un po' un'eccezione nell'economia del libro. In qual senso un'eccezione? Perché lui si va a vedere decine di famiglie che fa un lavoro di storia sociale, decine di famiglie che si sono stabilite in Scozia, che si occupavano di commerci, traffici, importazione di sapone, importazione di libri o altre cose, che però non fanno parte della dimensione intellettuale, cioè non sono un Baretti che disquisisce sul governo inglese, o un Verri o un Alfieri o un Angiolini e così via. E poi naturalmente anche in questo senso parla di notevoli personaggi esuli politici che però non avevano una propria opinione sull'Inghilterra, ma si trovavano in Inghilterra. Quindi un po' procede nella maniera sistematica che abbiamo visto durante tutta la giornata con cui procedeva Rossi, per simpatie, antipatie, guizzi improvvisi. Fa qualche cosa che un lavoro scientifico non sarebbe tollerato, perché poi a un certo punto si mette a elencare addirittura delle note, c'è un elenco per pagine e pagine di queste famiglie che si erano stabilite in Scozia, di personaggi oscuri, quindi un capitolo decisamente di storia sociale, mentre tutto il resto parla di personaggi famosi come Baretti, scrittori, letterati che disquisiscono sulla bontà o meno, soprattutto del governo. Avrebbe potuto cominciare anche prima, ma coloro che non si sono espressi in maniera chiara sull'Inghilterra, pur essendo stati in Inghilterra, non vengono presi in esame. Quindi si comincia con Voltaire e Montesquieu come
vengono traslati in Italia e tradotti e quindi creano un mito inglese nell'Italia del Settecento, però ad esempio non si parla di un personaggio che scriveva in inglese, che è passato lungo tempo perseguitato anche lì all'inizio del Settecento, che Alberto Radicati di Passerano, che avrebbe potuto benissimo conoscere, anche perché era uscita già negli anni 30 il primo libro di Franco Venturi su Alberto Radicati di Passerano. Quindi che evidentemente è una figura che ovviamente conosceva Rossi, ma non gli era simpatica, quindi preferisce partire con le osservazioni interessanti del Rolli, che però era un librettista, quindi un musicista fondamentalmente, piuttosto che vedere, perché in effetti ne fa anche qualcuna, quello che scrive, tra l'altro scrivendo in inglese, Alberto Radicati di Passerano. Naturalmente si sofferma moltissimo su Baretti, mostrando tutte le ambiguità di Baretti, e con Baretti, in effetti in Baretti ampiamente si riconosce, perché Baretti ha magnifica posizione ambigua che ha lo stesso Rossi sull'Inghilterra. Odi e tabò, un po' ne parla benissimo, esalta la vita inglese, la felicità inglese, l'abbondanza inglese, e i piaceri della vita, insomma, il pleasure of London, eccetera, e da un lato invece non vede l'ora in realtà di andarsene via e dice che non può più vivere in Inghilterra. Quindi questa ambivalenza piace molto ovviamente a Rossi, perché Rossi è ambivalente anche lui ampiamente. Quindi la domanda che uno si pone è: ma Rossi fu anglofilo o fu anglofobo? Ecco, questa è una domanda che è difficile porre, perché, come è stato poi messo in evidenza durante tutta la giornata, fu estremamente ambiguo. Fu estremamente ambiguo. Tant'è vero che adesso vi leggerò, quanto tempo ancora? Ancora un po', tempo, no? Lui è in contatto dall'Inghilterra con numerosissimi intellettuali, tra cui appunto a Padova Toffanin e Mario Quaranta, e nelle lettere che ho acquistato io su eBay, acquistando tutto quello che era più o meno in vendita suo, c'è una lettera datata 21 agosto, scritta da Edimburgo, dove preannuncia un soggiorno canadese. Sarebbe anche interessante poi vedere quali furono i rapporti molto più tenui rispetto a Irlanda, Scozia e Inghilterra, ma anche col Nuovo Mondo di Rossi. E lui scrive il 21 agosto 1950, in procinto di partire per il Canada, a Toffanin, che se ne stava in via Vescovado a Padova: lascio l'Italia, no? Anche questa volta con un senso di liberazione. In 40 giorni è svanito quel senso di devozione nazionale che tutti sentono all'estero. Forse domani o postdomani, passata la frontiera, ritornerò ad amare questo paese. Per ora non posso soffrirlo, sono lieto d'andarmene. La disonestà fiorentina, l'aperta delinquenza comunista di queste mie parti, l'Emilia, ricordiamoci l'Emilia del dopoguerra, il famoso triangolo rosso, eccetera, eccetera, che no, insomma tutto quello che stava accadendo. Mi sono giunte come tutte le volte come sgradita sorpresa. Lo stato di terrore e indifferenza miste fra loro in cui si vive qui sembra qualcosa di inverosimile. In Italia si respira aria d'apocalisse affrontata con la psicologia che ha la gente durante una fiera di villaggio. Il paragone è strambo, ma più stramba è la combinazione di paura e di inerzia che si sente qui. Quindi è tutto contento di essere stato solo 40 giorni a casa sua e di tornarsene. Sì, che era suo amico, quindi... e invece poi nel 1962, questa volta, quindi 12 anni dopo, il 28 settembre 1962, e anche il professor Settori ha parlato di ingenerosità, perché nel 1962 aveva appena acquisito il titolo di professor, nonché Head of Department, e aveva costituito a Edimburgo il Department of Italian, quindi aveva fatto qualcosa di grande, insomma. Lui scrive malissimo dell'Inghilterra, dice: negli anni passati, non leggo tutta la lettera, mi inquietavo quando sentivo gli italiani lamentarsi delle tasse. Avevo un bel spiegare che qui si arriva a pagare il 95% di ricchezza mobile, non mi credevano.
Adesso se dicessi che la nostra polizia e soprattutto i carabinieri sono senza confronto più onesti, più intelligenti e meno pignoli dei famosi policeman inglesi, nessuno mi crederebbe. Poi dice, bisogna vivere a lungo qui per arrivare a vedere il marcio che c'è dietro la facciata. Ricorda il destino esemplare, non dirò del Foscolo, naturalmente parla anche del Foscolo, anche se è un altro dei personaggi che non gli è molto simpatico, quindi ne parla poco, però non poteva non parlarne visto la lunga permanenza del Foscolo in Inghilterra. Ricorda il destino esemplare, non dirò del Foscolo, ma del Rolli, ultimamente il suo rispecchiarsi nelle dimissioni e partenza di Alessandro Passende d'Entrave, che insegnava a Oxford, che era suo amico, che lascia Oxford per ritornare in Italia. È il destino italiano in Inghilterra, si arriva entusiasti, si vive bene per 5 anni, la professoressa Orsi 7, poi è ritornata, poi comincia a uscire fuori il marcio, soprattutto l'assenza assoluta perfino nella legge. Di logica, l'assenza assoluta di logica perfino nella legge. L'altro giorno, discutendo con un avvocato, gli facevo osservare che i testi avversi si contraddicevano. Ah, questo prova che sono sinceri, che dicono il vero. Se dicessero lo stesso sarebbe segno che si sono accordati. E poi dice, il mercato comune, sono gli anni in cui si parla dell'Inghilterra, si parla già di Unione Europea, no? Il mercato comune, ma che fessi questi europei a lasciarci entrare la Gran Bretagna? Se tu stessi qui un anno e avessi a che fare con qualcosa di commerciale, con operai, con le assicurazioni, ti accorgeresti che ora vogliono entrare nel mercato comune perché ne hanno bisogno, ma che contano di farlo saltare. Anzi, peggio, lo faranno saltare per pura incapacità a capire altri punti di vista, per pura illogicità. Come scrisse anni fa faticamente, il principio di contraddizione non vale al di là della manica. Dirai, e perché ci sei andato? Cioè, si faceva domanda. Ho una dirimente, la propaganda britannica. Nelle sue più esagerate pretese di grandezza, Mussolini non ha mai cercato di imporre all'Italia uno sciovinismo così virulento come quello inglese. E Hitler non è mai stato tanto razzista come gli inglesi. E i nostri padroni vogliono farlo entrare nel mercato comune, ma va a parlare un inglese di do to des. Sono come la Chiesa di Roma, prendono e non danno. Quindi questa è una lettera, e così, è una lettera appunto piena di amarezza. C'è da dire che in quegli anni, e questo apparirà tutto, a quegli anni si parla ampiamente di anglomania o anglofilia a livello nazionale. Ci sono addirittura delle trasmissioni RAI dove viene invitato a parlare di questo Alessandro Passende d'Entrave, insomma il grande Serena professor a Oxford dal 45 al 57, quindi poi tornato a insegnare a Torino. E quindi si parla ampiamente di anglomania perché c'era stato un articolo di Guido Calogero che era incaricato dal governo di tenere relazioni culturali con l'Inghilterra, dove era venuto fuori che la maggior parte degli italiani erano in realtà anglofobi. E allora c'era stata una serie di discussioni e anche puntate televisive dove si cercava di stabilire se gli italiani amano o meno l'Inghilterra, ma non si era arrivato a nulla, insomma. Quindi, però l'intervento a proposito dell'anglomania e anglofilia di Passende d'Entrave è del 1953, quindi è dello stesso anno del libro di Rossi. Può darsi che sia stato proprio questo dibattito in Inghilterra, che poi continua fino agli anni 60, a aver stimolato Rossi a scrivere questo, perché sembra dalle carte alla Panizzi che in realtà non fosse un libro su commissione, perché lui cerca un editore, quindi aveva ormai rapporti abbastanza tesi con la Sansoni, cerca un editore, lo propone all'editore emergente negli anni del dopoguerra Einaudi, che appunto lo rifiuta. Quindi, cosa dire? Io ho letto tutto il testo, un testo estremamente ricco, estremamente disordinato, come nel caso poi di molte opere di Rossi, estremamente passionale e in grado poi di dialogare anche con la parte opposta, cioè molto spesso nel testo ci si domanda ma gli inglesi sono italofoni o italofoni, sono italofobi o filo-italiani?
E quindi guardando ad esempio all'Ottocento prende in esame tantissime opere, non necessariamente di Ode Polica, ma anche opere molto importanti sull'Italia, in cui ci si domanda quale sia la posizione degli inglesi nei confronti dell'Italia, ma non degli inglesi, ad esempio, filo-risorgimentali che parlano continuamente della necessità dell'unità d'Italia, eccetera, su cui è molto ironico Rossi, ma in generale del pubblico inglese, cioè si domanda cosa conoscessero, cosa non conoscessero. Per cui credo che sia un inedito, è il secondo probabilmente inedito più ampio lasciato da Rossi, perché naturalmente quello più vasto è quello di cui ha parlato Laura poco fa, che è immenso. Se consideriamo poi anche le 200 pagine di sample mandate all'editore inglese, è veramente molto grosso quello che rimane della storia d'Inghilterra. Questo è un libro appunto di circa 250 pagine, che poi lui non si interesserò più, non volle più pubblicare. E c'è un carteggio poi molto successivo con Mario 40. Rossi sta per morire, si è ritirato a Ponte Cagnano, che è una località vicino a Salerno, dove ha comprato una casetta sul mare. Io sono andato a cercare, ma quella zona è stata tutte demolite, quelle case. E lì scrive le ultime cose, ha un carteggio con Mario 40 e non parlano assolutamente delle edizioni, parlano di altre edizioni. Mario 40 suggerisce a diversi editori quello che Laura Orsi ed io abbiamo fatto a distanza di 50 anni, cioè la traduzione di A Plea for Man, e tra l'altro suggerendo come titolo In difesa dell'uomo. Noi abbiamo dato una difesa dell'uomo, ma il titolo che Rossi stesso suggerisce come volete tradurlo. E 40 è interessata a Rossi perché stava scrivendo una storia sui filosofi del Novecento italiani, dove cita anche Rossi, e stava anche preoccupandosi di dare un'edizione agli scritti di Vailati, quindi il primo protagonista del pragmatismo italiano ancora nell'Ottocento, e anche di cercare di pubblicare gli scritti di Calderoni, che poi saranno pubblicati in effetti, però Vailati ebbe un peso maggiore rispetto perché pubblicò anche di più, eccetera, rispetto a Calderoni, che comunque morì molto giovane, era malato, morì molto giovane e tutto quanto. E quindi c'è questo carteggio che l'ultima lettera mi sembra che proprio sia di pochi mesi prima della morte, che avviene nel novembre 71, di Rossi. Quindi 40 era interessatissimo anche perché voleva fare, 40 è un allievo di Ludovico Geribonat e intendeva fare una rassegna di filosofi italiani che non fossero proprio per forza crociani o gentiliani e quindi fossero un pochino eretici come era Rossi, e per quello si interessò a Rossi, ma è un interesse di lunga data perché già negli anni 50 il giovanissimo 40, secondo me messo in contatto con Rossi da Toffanin, faceva questa notazione e suggeriva, i suggerimenti del giovane 40 sono molto conservatori, cioè non dire che l'UNESCO o i vari istituti italiani di cultura rendono un pessimo servizio alla cultura. Dice, la cultura di Stato rende un pessimo servizio alla cultura, infatti litigò e diceva gli istituti italiani di cultura dovrebbero essere aboliti e così via perché non vengono... E invece il giovane 40 gli suggerisce tagliamo queste cose perché sennò non te lo pubblicano, e non sappiamo poi a quale versione sia arrivata l'Einaudi. Se lui abbia tenuto conto dei suggerimenti di 40 e quindi abbia tutte queste parti polemiche le abbia poi tolte, oppure abbia mandato una versione con queste parti polemiche sulla propaganda pubblica della cultura fatta dai governi, che 40 volevo che fossero tolti. Io poi spero che magari in extremis trovino all'Einaudi il dattiloscritto, perché evidentemente quello è il dattiloscritto definitivo in cui si riconosceva perfettamente Rossi, e qui vi ringrazio. Grazie Paolo per l'articolo, molto interessante. Speriamo di poterlo leggere presto. Ma dunque, adesso siamo nella fase della trascrizione, poi ci si pongono alcune domande, se fare naturalmente aggiornamenti, perché la letteratura su Baretti, la letteratura su Rolli, la letteratura su Pecchio, per non parlare di Cavour, così, o si lascia così, considerando che un testo terminato nel 53, o ci si mette 70 anni
di letteratura in aggiunta. Quindi è una scelta che Elisa Bianco ed io dovremo compiere. Io sono per la scelta conservativa, che poi ognuno se la va a vedere da solo la letteratura che c'è. Ecco, perché naturalmente il lavoro fatto da Rognoni nell'introduzione alla riedizione di Anglomania di Graff ne porta tantissima, come c'è. Il Bicentenario ha portato una quantità di pubblicazioni su Baretti notevolissime, le pubblicazioni su Rolli sono tantissime, per non parlare tantissimi altri personaggi che erano presenti in Inghilterra, che sono stati studiati. La letteratura su Gallenga, lui cita molto Gallenga, ma anche quella è cresciuta, anche c'è scritto tantissimo su Gallenga. Quindi o si fa un lavoro proprio filologico in cui, oppure se si decide di fare le pulci, nel senso di dire sono passati 70 anni, Rossi non ha potuto vedere questo, il lavoro porterà via molto più tempo. Dipende, ma io sono per non aggiungere nulla, lasciare poi agli studiosi che se li vadano a cercare da solo, anche perché è ovvio che in 70 anni la letteratura su questi personaggi è cresciuta tantissimo. Sì, sembrerebbe di dargli delle bacchettate. Io lascerei così, con un'introduzione che spieghi il dibattito del tempo. Certo, certo. Tu hai citato anche tantissime lettere a Toffanin, le avevo viste anch'io su eBay, non so se le hai comprate tutte o se ce ne sono ancora. Ma forse ne è rimasta qualcuna. Ecco, perché anch'io ero tentato di comprarle, però non... Allora te l'ho comprata io. Appunto, le hai comprate tu. No, questo mi dà però l'idea che siccome anche del saggio inedito sui viaggi di Gulliver esistono due versioni da Tilo scritte, una prima versione che ha dei commenti a margine, ma del tipo qui non sei chiaro, perché dici questi? Magari te li mando, perché io non conosco la grafia di Toffanin e allora ascoltandoti mi è venuto in mente Rossi mandò, potrebbe essere a Toffanin questa sua prima stesura del saggio sui viaggi di Gulliver, o magari era sua moglie che copiando la macchina poi diceva qui non è chiaro, vedi di correggerti o vedi di essere più chiaro. Magari te lo mando che tu hai sì, anche questo è un discorso filologico importante, perché bisogna vedere dove lui correggeva se stesso certo. E dove i lettori a cui mandava questi testi correggevano. Laura e io abbiamo identificato ormai la grafia di Rossi. È per questo che però, ad esempio, queste note dovrebbero essere di 40 perché la notazione scritta dall'archivista dice con le note di Mario 40. Ho capito. Però potrebbero essere anche dello stesso Toffanin. Comunque l'ambiente padovano, lui si relazionava con questo ambiente patavino. Poi oltretutto c'è la biblioteca di Mario 40 ancora tutta intatta e credo anche le lettere, il carteggio siano conservate dalla vedova, appunto essendo Mario 40 morto nel 2016. Dopo aver insegnato una vita, credo, al Tito Livio, al liceo. E quindi, diciamo, c'è una selva di manoscritti che richiedono un lavoro filologico importante. Credo che il personaggio valga la pena. Poi, naturalmente, io avrei bisogno di un dottorando, una dottoranda, qualcuno che scrivesse una biografia intellettuale di Rossi, che non c'è. Però questo richiede anni e anni di lavoro, insomma, che non possono essere fatti con le nostre deboli forze, nel senso richiede qualcuno che si dedichi esclusivamente a questo, perché le carte sono tantissime a Reggio Emilia, ma non solo a Reggio Emilia, e poi sveli davvero tanti misteri come il discorso dell'assassinio di Gentile. Insomma, e cosa faceva realmente a Firenze in quegli anni Rossi. Però non è facile, anche nel bellissimo Novecento italiano, in cui ci sono figure meravigliose, stellari, trovarne uno come Rossi è comunque abbastanza difficile. Poi sono tantissime, noi abbiamo un Novecento italiano meraviglioso, ecco, che pochi altri hanno nella varietà, quindi Rossi è una stella fra tante, però essendo conservato questo immenso materiale a Reggio Emilia, secondo me varrebbe la pena di un lavoro comprensivo su di lui, ecco. Anche un immenso epistolario che sarebbe quant'altro mai, perché tu citavi, anch'io l'ho viste, poi non l'ho prese, tante lettere a Toffanin, ma ci sono poi delle lettere, per esempio quelle che ho fatto avere, tutto nell'archivio di Hone a Dublino, tutto uno scambio epistolare fra lui e Hone, poi scambi indiretti in cui si parla di Rossi. Ecco, raccogliere queste lettere è un lavoro
un lavoro enorme, perché saranno depositati in una quantità di archivi. Anche tu, credo tu citavi, o Laura Orsi, l'archivio di Mario Prazza, ci sono delle lettere fra Rossi e Prazza, anche quelle andrebbero prese. Poi chissà, Cantimori, certo, le lettere all'Einaudi, a Cantimori, a Venturi e così via. E tutto un lavoro da fare ci sarebbe sull'epistolario di Rossi, perché sono delle lettere anche molto interessanti in cui spiega le sue posizioni, a volte anche filosofiche, certo. Dove lui teorizza questo monismo come filosofia, diciamo, che supera la distinzione tra soggetto e oggetto, no? Sì, è un lavoro purtroppo che richiede dei mezzi, nel senso che io immagino che sia Laura Orsi dopo la pubblicazione della storia d'Inghilterra, sia io dopo la pubblicazione di questo, cesseremo il nostro rapporto con Rossi, ma non perché ci si sia stancati di Rossi, perché non ci si stanca mai di una mente così fertile, perché ci sono altre priorità poi negli studi, nel senso che dopo aver pubblicato l'autobiografia, la traduzione di A Plea for Man, la storia d'Inghilterra, che sarà comunque 1000 pagine secondo una stima vaga, e poi queste 250 pagine di Anglomania, e credo che in qualche modo si esaurirà, perché io ho anche fotocopiato tutte e ho trascritto, però le recensioni che scrisse per 30 anni sulla Nuova Rivista Storica, su cui poi un mio allievo ha scritto poi un saggio. Però di nuovo anche quelle, se si vengono pubblicate, quelle sono state già pubblicate, però se vengono pubblicate di nuovo un volume di 300 pagine. Quindi davvero sarebbe necessario che intanto si stilasse una bibliografia che comprendesse tutto, che è un lavoro enorme, perché anche gli stessi, abbiamo visto anche oggi, la giornata di oggi, quante riviste scrivesse, Atano ad esempio, non sono queste cose, riviste esoteriche, quante cose, veramente. E quindi noi abbiamo stilato, con Laura abbiamo fatto una bibliografia dei volumi, però che poi alla fine è abbastanza gestibile. Però se si fa una bibliografia completa bisogna comprendere anche gli studi sulle riviste, le recensioni, i rapporti con i giornali. Per dire, noi adesso stiamo tenendo a Genova una relazione, lui scrisse per anni articoli sul secolo XIX di Genova. Poi non sappiamo se sono quegli articoli confluiti nel volume postumo pubblicato nel 74, Guida dell'Europa minore, che venne pubblicato da una piccola tipografia di Reggio Emilia nel 1974 e che non è più in commercio. Ho comprato io le ultime 10 copie che vendevano a Reggio Emilia anni fa. Però non è specificato, perché lui poi scrisse sul Messaggero, il Corriere della Sera, e quindi veramente lui scriveva continuamente, quindi anche solo una bibliografia dei suoi scritti sarebbe interessante e sarebbe un compito infinito anche quello. No, non è solo a farlo nel Novecento italiano, sono tanti, quindi non è... però a Reggio Emilia un po' i due fari sono lui e Banfi, però Banfi è stato studiato molto di più. La dottoressa Ferri è stata molto della biblioteca a che punto è però la catalogazione? È molto, no. No, chiedevo se la catalogazione sta andando avanti. Continua a lavorarci, ma non è semplice. Hanno catalogato intanto tutti i volumi, i libri, la sua biblioteca, e poi stanno piano piano lavorando su queste cose, però non è semplice. Intanto il problema dei beni culturali in Italia, ce ne abbiamo troppi. No, oggettivamente non è inutile fare come Sgarbi, dire qua c'è una quantità enorme. Io vedo ogni volta che entro in una biblioteca, se si entra nella Panizzi, ci sono fondi immensi, al di là dei fondi novecenteschi, che sono già tantissimi, che non c'è solamente Banfi e Rossi, più ci sono tutti gli incunaboli, ci sono tutti i manoscritti. Cioè noi abbiamo quantità, e quello è il problema, non è tanto
il discorso dei mezzi. Il problema è che c'è in effetti una quantità gigantesca, anche la Panizza è una signora biblioteca, una quantità gigantesca di opere, è come quasi tutte le biblioteche italiane, tutte insomma, quindi io vedo nella realtà di Como la biblioteca che adesso è stata intitolata al giudice Borsellino, che è vicinissima dove abito io a Como, anche lì c'è una quantità di fondi immensa. E i mezzi sono quelli, non si trova qualcuno che io adesso ho messo una dottoranda a catalogare un fondo, ma un fondo su centinaia. E quindi così, cioè non è che si debba gridare allo scandalo, cioè, purtroppo è così, le risorse sono quelle. Domande per il professor Bernardini? Curiosità, visto che siamo alla fine, possiamo anche andare un po' così. Prego. Grazie. Volevo chiedere sia le motivazioni dell'antipatia verso Foscolo, che se anche magari per vicinanze caratteriali ci fossero invece delle maggiori consonanze con Alfieri o no, invece. Sì, ci sono sicuramente maggiori consonanze con Alfieri, perché dice che lui stesso si sarebbe posto il discorso come fa la libertà, convivere con la nobiltà. Con Foscolo, secondo me, lui riconosceva questa ambivalenza che era anche la sua e non riusciva a identificare. Secondo me lui voleva cercare col Gazzettino del Mondo così, di propagare una certa immagine dell'Inghilterra che non era veramente la sua. Quindi io accusava di mancanza vera di franchezza nei confronti dell'Inghilterra e soprattutto di grandissima ingenuità e di non aver veramente compreso lo spirito inglese, ecco, così, di essersi lasciato andare, insomma, per non aver resistito poi a questa tendenza alla depressione che poi lo porta a passare tristemente gli ultimi anni, no? Quindi non riesce a identificare, si identifica molto più invece con la vivacità di Alfieri, ma nota una certa passività in Foscolo e così, e anche questo non è convinto delle vere motivazioni dell'abbandono poi della cattedra di Pavia e della scelta, dice che c'è qualche cosa che non gli torna, ma di nuovo lui tante volte cercava nei personaggi, stigmatizzava nei personaggi tratti che erano anche i suoi. Cioè lui aveva veramente una proiezione dell'ego immensa, era lui veramente egotist. E quindi certi non gli piacevano perché vedeva in Foscolo le sue stesse debolezze. E infatti ne parla relativamente poco, però ne parla ovviamente. E poi la seconda domanda mi ha fatto un altro. Era su Alfieri invece, però No, sì, quello, sì, quindi ha più simpatia naturalmente per Alfieri. Sì, io ringrazio di questa insomma, meravigliosa pagina, no? Che è inaspettata, perché poi sono qui da Londra in maniera del tutto così inaspettata anch'io, però sono molto contenta di questa presentazione di Manlio Rossi. E tra l'altro volevo ricordare che anche il nostro Italo Svevo continua su questa dicotomia tra l'amore per l'inglese e il non amore per l'inglese, cioè a un certo punto anche nelle sue lettere dice, no, a volte mi sembra di incontrare insomma la crème della crème del mondo, e altre volte dice addirittura una frase fortissima, dice un rigurgito dell'oceano spiaggiato, staccato, insomma sulla spiaggia, e quindi questa dicotomia devo dire la vivo molto anch'io, e volevo dire che forse effettivamente da 18 anni a Londra forse perché forse c'è questa proprio insita doppiezza in senso positivo e negativo, ma che poi alla fine si percepisce, ma forse proprio come il doppio che abbiamo a Venezia, ecco. Non so, però mi ha fatto riflettere questa connotazione, perché la ritrovo in tanti scrittori italiani che si rapportano con la cultura inglese e anche forse su me stessa. Comunque grazie di questa bellissima no, grazie, poi le farò avere sicuramente il volume, perché per chi ha vissuto a lungo in Inghilterra ci si incontra
Poi in quel periodo vivevano molti altri d'Inghilterra che avevano poi rapporti anche, insomma, proprio in questa sede all'Accademia abbiamo ricordato Meneghello, e allora Meneghello è un altro che poi aveva un rapporto ambiguo. Sì, devo dire che io ho scritto un libro sugli italiani a Londra, che tra l'altro è stato anche adottato, ma una cosa molto giornalistica, però mi riconosco in Mario Rossi che quando arrivi lì cerchi di catalogare, come dire, questo limbo, questo mondo un po' che noi abbiamo dimenticato e gli inglesi non hanno del tutto ricordato, e quindi anche di piccoli di personaggi meno importanti. Io nel mio caso invece cercavo proprio personaggi per dire, insomma, in maniera molto un po' proterva, però per dire, insomma, Londra ve l'abbiamo fatta noi ed effettivamente l'abbiamo fatta, è stata una sorta di dittatura del gusto italiano a un certo punto tra 7 e 800, e Sì. io mi concentravo soprattutto poi su questa marea di artisti che sono rimasti in questo limbo, tipo Spiridione Roma, insomma tutti degli artisti che hanno dipinto e stradipinto tutte le case, e, insomma dalla Tazzina alla Wedgwood, all'Etruria, no? Dipinta fatta da Wedgwood fino veramente a tutte le case palladiane del countryside inglese, insomma è una grande, come dire, un grande calco di quello che siamo noi, quindi io devo dire ho fatto un viaggio con occhi da italiana in Inghilterra e francamente mi sono ritrovata perché insomma abbiamo dato un contributo essenziale alla formazione del loro gusto, quindi è interessante che Mario Rossi facesse un po' come anche Mario Praz, insomma hanno fatto un po' lo stesso procedimento mio, cioè tu arrivi in questo paese e ricerchi hai voglia di ricercare queste radici italiane, perché in effetti dal 500 in poi penso anche Colonna, no? L'iperautomatica Polifili, quanto spazio ha nella cultura inglese del giardino, cosa che ce l'ha molto meno forse da noi, insomma. Sì, certo, poi ci sono tesi radicalissime, non so se Laura Rossi è ancora collegata, ma Laura ad esempio è una delle grandi sostenitrici con Sono collegata. E del fatto della non esistenza, messa in dubbio poi la tesi radicale, l'esistenza di Shakespeare. Sono d'accordo, infatti ho colto subito questo riferimento e sono d'accordissimo. Laura ha scritto moltissimo, anche l'edizione che ha fatto, la prefazione ai sonetti, la traduzione dei sonetti, tutto questo. E devo dire che è un tema della scholarship molto, molto controverso, però molto forte. Ma no? già all'epoca, almeno è forte. Già all'epoca loro non ritenevano Shakespeare, quindi se adesso poi ci potremo parlare su questo, però abbiamo anche questa unica cosa, nel senso, non apriamo perché è un perché è un vaso di Pandora, fa parte dei però la contatterò perché è molto interessante. Poi comunque sa una lunga c'è un bellissimo libro di Shapiro tra l'altro su questo, che parla proprio su tutto il testamento di Shakespeare e su tutta questa presenza già allora di varie ipotesi, insomma, diverse. Ma grazie davvero, sì. Sarà una delle destinatarie del libro, poi mi lascia l'indirizzo. Bene, buonasera. No, è vero che noi anglisti diciamo sempre invece ai nostri studenti che si sa molto di più su Shakespeare con tutti i documenti che su tutti i drammaturghi contemporanei. Perché ci sono tutti i documenti, mentre sugli altri non ci mettiamo in mezzo. Questa è la prima cosa che di solito insegniamo agli studenti. Cara Laura, che però è molto divertente sentirla e sentire Francesca. Grazie a lei, professore. Che continueranno a girare. Finché saremo stanchi, come forse siamo già tutti un po', tu ci hai fatto paura anche parlando di queste sterminate, no? Di questi manoscritti, di questi lavori da fare. Speriamo che avremo degli allievi, che ci saranno delle generazioni che continueranno a studiare, perché è chiaro che è sempre infinita la possibilità della ricerca e oggi abbiamo percorso alcuni di questi cammini in maniera, mi pare molto purtroppo il sistema accademico universitario, questo si può dire da accademici, con questo discorso delle mediane, degli articoletti, eccetera, uno deve pubblicare tante cose, deve avere il numero delle mediane, non può passare 5 anni a studiare con calma Rossi e così, ci sono questa necessità di pubblicare per forza.
Ciò detto, appunto, è una miniera, per cui io, se avrò dei giovani in futuro interessati, sicuramente li manderò a studiare questo personaggio. Però credo che anche grazie al professor Bagicorupo, all'Accademia, al professor Sertri, Luciano Mecacci, eccetera, abbiamo avuto un po' di ritorno di Rossi, ecco. Cioè sono già molto soddisfatto di questo. Poi naturalmente gli atti di questa giornata saranno pubblicati, tutto quanto. Poi naturalmente abbiamo deboli forze. Lui non ha lasciato una vera scuola, non ha lasciato allievi, perché noi abbiamo cercato di contattare quelli di Edimburgo, che ha creato lui il dipartimento, ma non è che siano così entusiasti nel ricordare Rossi, a parte che non se lo ricordano. Però ormai gli Italian Studies fanno tutte altre cose, non lo so, ecco, non so, i gender, transgender, non so, non porta niente di queste cose qua. Quindi non è che abbiamo avuto un grande feedback da parte di Edimburgo. E quindi non avendo lasciato una scuola, il professor Rotta ha lasciato una scuola e noi ce lo ricordiamo. Va bene, allora ringraziamo ancora il professor Bernardini, possiamo credo chiudere qui questa giornata. Abbiamo tentato di illuminare soltanto una faccia di quel prisma che è davvero Mario Manlio Rossi. Altre facce forse le illumineremo o qualcun altro le illuminerà prossimamente. Grazie a tutti per essere intervenuti.